Buongiorno a tutti, buon martedì 20 giugno e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio nella prima parte della nostra trasmissione Barbara Odorico, vicepresidente della sesta circoscrizione di Forza Italia, poi avremo Roberto Cosolini, consigliere regionale del Partito Democratico, quindi se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche le nostre incursioni in città con la nostra troupe esterna e prenderemo anche il caffè con il sindaco, quindi restate con noi per tutta la puntata, ma cominciamo come sempre con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere la situazione generale con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Vediamo che da oggi a giovedì ci sarà l'anticiclone africano che si porterà fino oltre la zona alpina con una massa d'aria particolarmente calda in quota. Ciò favorirà la stabilità e determinerà la prima ondata di caldo della stagione. Ce ne stiamo già accorgendo in queste prime ore del mattino. Allora, per oggi cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza, caldo in pianura di pomeriggio, mentre sulla costa la brezza limiterà il riscaldamento pomeridiano rispetto alle zone più interne. Lo zero termico si porterà a ben 4.500 metri di quota, una situazione abbastanza simile anche quella di domani, cielo sereno poco nuvoloso, di pomeriggio farà caldo in pianura, anche qui in mattinata. E sulla costa la brezza manterrà massime più basse rispetto alle zone interne, temperature eccezionalmente elevate ad alta quota con 20 gradi a 2000 metri, quindi questa è la situazione che si prepara anche per quanto riguarda la giornata di domani. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Cominciamo con il piccolo di Trieste. Vediamo che anche qui viene riportata la notizia del caldo record, si parla però dell'anno 2022 che è stato l'anno anche in regione più caldo degli ultimi periodi. Allora in campo 39 scienziati, questa è la foto notizia, andremo a leggere poi nelle pagine interne. Poi ancora i trasporti in città, tanti turisti e pochi taxi, sia le licenze condivise, delibere di giunta per potenziare il servizio, collaboratori alla guida oltre ai 250 titolari appunto delle licenze dei taxi. Poi ancora i lavori, parte il cantiere per la demolizione della piscina acqua marina, ne abbiamo dato notizia anche noi ieri. Ancora il dibattito in consiglio comunale sullo stallo dell'ex fiera, è successo ieri sera, andremo a leggere poi sulle pagine del piccolo. La pallanuoto sbarca a Barcola con il water polo beach party, l'evento. Poi ancora Melara diventa set per la pubblicità di un marchio di moda danese. Per quanto riguarda la pagina delle culture, stereotipi di genere, la libreria virtuale e ancora Mussolini a Sesana, le foto ritrovate. Vediamo le notizie di carattere nazionale. Allora Nord-Est economia, la crocieristica cresce ancora e punta su sostenibilità e lusso, e poi la nomina della regione all'avvocato Lombardo Fava la guida della Newco per la A4, per l'autostrada. Poi per gli esteri il vertice Xi riceve Blinken, progressi nei colloqui. Il conflitto, la controffensiva ucraina rallenta e rivede le tattiche. E poi per quanto riguarda la politica nazionale, la riforma, Nordio e il fisco, anche gli onesti violano le regole. E poi il commento, una nuova guerra dei 30 anni. Questi i titoli principali sulla prima pagina del piccolo. Andiamo a vedere gli altri giornali. La Repubblica, orfani per decreto, coppie omogenitoriali, la Procura di Padova impugna la registrazione di 33 bambini nati dal 2017, la modifica del cognome non li danneggerà, dice appunto la Procura di Padova. Il sindaco, non si possono discriminare, le testimonianze, ho un tumore a mia figlia così rischia di perdere l'altra mamma. Giustizia, ora Nordio vuole tagliare i processi per evasione fiscale, questo è l'approfondimento scelto da Repubblica. Poi ancora Schlein avvisa la minoranza a suonare lo stesso spartito. La segretaria PD
giuste le armi a Kiev. Si parla molto appunto dell'intervento di Schlein che ha affrontato, per così dire, la minoranza del Partito Democratico. Poi ancora le due vite di Marta Fascina, la regina muta di Arcore. Qui vediamo con Stefano Ricucci e Giacomo Urtis. Allora ancora il padrino di Geni, in comando io la nuova intifada, e poi dai rifugiati ai laureati il futuro che serve a tutti. Gli approfondimenti per quanto riguarda gli esteri, ancora Blinken vede sì a Pechino l'alba del disgelo. Vediamo il Corriere della Sera, tensioni nel PD, Schlein da battaglia, chi non condivide la linea lo ammetta. Poi le parole del ministro Nordio, che hanno fatto molto discutere, creato polemiche, anche gli onesti puniti dal fisco. E poi Cozzolino fermato per il Qatar Gate, lo vedremo anche su altri giornali. Il giudice appunto lascia appunto fermato appunto Cozzolino per il Qatar Gate. Poi Meloni, vertice con Macron, oggi l'incontro dopo il gelo dei mesi scorsi, la spinta per l'Expo 2030 a Roma. Questa è la ragione, il motivo per cui Meloni va a Parigi. I dossier sui migranti, Europa e Ucraina, le relazioni Italia e Francia, il trattato del Quirinale. Poi a Pechino invece Blinken da Xi, fatti, progressi. La sua Cina è più assertiva, intervista con Prodi. Poi vediamo la fotonotizia qui in centropagina, nell'Atlantico in 5 a bordo a 3.800 metri di profondità, disperso il sommergibile con i turisti del Titanic. Disperso appunto il sommergibile di turisti sceso negli abissi dell'Oceano Atlantico lungo la costa di Stati Uniti e Canada per visitare il relitto del Titanic. La Guardia Costiera di Boston coordina le ricerche e i soccorsi. In 5 si trovano a bordo. Domani la prima prova maturità, esame formato pre-Covid. Domani si rientra a scuola per l'esame di maturità, sarà la prova di italiano ad aprire la sessione, si torna al passato, cioè 2 scritti e poi l'orale. Anche qui i PM impugnano gli atti di nascita di 33 bambini, figli di coppie gay. Andiamo sulla Stampa, Nordio giustifica gli evasori, si concentra su questa polemica appunto la Stampa, frase shock del guardasigilli. Anche l'imprenditore onesto non può pagare tutte le tasse. Oggi il DDL sull'abuso d'ufficio arriva alla Camera, la maggioranza stringe sulle intercettazioni, scontro al CSM. Poi processo a Schlein, noi diversi dai 5 Stelle, quello che succede invece nel Partito Democratico. A Padova impugnati 33 atti, no alle 2 madri, arcobaleno fuori legge, Baer l'autoritarismo lede i diritti. Si è perso un medico su 5, la sanità smantellata, l'accusa di Landini della CGIL, non si investe più. Anche qui geopolitica, Blinken incontra Xi e frena su Taiwan, serve più stabilità nei rapporti USA-Cina. Vediamo Libero, la Littizzetto va a prendere il denaro dei Berlusconi, questa è la scelta di Libero, la socia di Fazio va a lavorare a Mediaset, deluso chi parlava di editto bulgaro. Per salvarsi annuncia un'estate calda tra piazze e piazzette, la Schlein si mette a fare l'incendiaria. Questo il titolo invece sul Partito Democratico. Ancora i giudici di Padova, illegittimi gli atti di nascita, la procura cambia i cognomi ai figli delle coppie homosex. E poi il paladino dell'antimafia rossa va a caccia di cosche gay, Orlando, clan infiltrati nei movimenti LGBT. Allora, ancora il giornale, Euromanette Dem, ecco qui lo scandalo Qatar Gate, il parlamentare del PD Cozzolino interrogato 4 ore, è in stato di fermo a Bruxelles, ora trema il Nazareno. Intervista a Elon Musk, Twitter, la libertà è dire cose fastidiose. Poi ancora Meloni all'Eliseo da Macron, primo vertice dopo 8 mesi. Il Fatto Quotidiano, forza evasori e corrotti, questa è la sua scelta, Nordio chiama imprenditori onesti quelli che evadono, patto fra ministro e Italia Viva, via il Trojan per le tangenti, anche Azione con lui, il nuovo piano è abolire il captatore per i reati contro la pubblica amministrazione, dubbiosi
Fratelli d'Italia e Lega, il calendiano Costa, Meloni sostenga il guardasigilli o va via. Anche qui Schlein sfida i renziani su 5 Stelle precarietà e ancora offensiva nel pantano, si parla dell'Ucraina, armi rotte o mai viste. Famiglia Arcobaleno, i PM di Padova, cancellate i figli con 2 mamme. Domani Schlein non riesce a pacificare il PD, basta risse, ora un'estate militante, lo scontro in direzione. E poi sempre la mobilitazione del PD, la sassaiola sulla segretaria, aiuta solo Giorgia Meloni, e il commento di Nadia Urbinati appunto sulla prima pagina del Domani. Torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, per vedere le notizie di casa nostra. Allora andiamo a vedere quello che è successo appunto nella giornata di ieri per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Allora molto rapidamente cerco di scorrere le pagine per raggiungere proprio le pagine interne della cronaca triestina. Ci sono tanti inserti nel mezzo. Allora ecco qui le notizie, vediamo, si parla di taxi. Turisti e notti depennate, taxi spesso introvabili, ecco le seconde guide. Delibera ad hoc della giunta comunale per garantire più mezzi in servizio. Questa è la notizia che abbiamo visto anche in prima pagina. Termini, ok anche l'uso delle radioline, novità sperimentale per un anno. Il vice sindaco Tonel dice risposte all'utenza, perché da oltre un anno riuscire a trovare un taxi in certe giornate, in certe fasce orarie è un'impresa, scrive Laura Tonero sul piccolo. La città cresce, i turisti pure, le toccate delle navi bianche sono strutturali con i successivi trasferimenti dei crocieristi all'aeroporto o a Venezia, e la richiesta di auto bianche non è mai stata così importante. Le lamentele dei clienti non mancano, così comune i tassisti corrono ai ripari e con l'introduzione delle seconde guide mirano a garantire un rafforzamento del servizio. Il sistema prevede che i detentori delle 250 licenze rilasciate dal Comune di Trieste potranno condividere la licenza con un secondo conducente dotato dei previsti requisiti professionali. Insomma, questa è la novità che si prepara per la nostra città. Ancora la notizia che abbiamo dato anche noi ieri: entro 10 giorni cantiere pronto per il via agli interventi, consegnati i lavori di demolizione dell'acqua marina, traguardo a ottobre. All'opera le ghiaie Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. L'assessore Lodi dice iter lungo, ora inizia una fase nuova. Rivediamo allora insieme il nostro servizio. Entro 10 giorni, a partire da domani, inizierà la demolizione della piscina terapeutica Acquamarina. Domani sarà ufficialmente consegnato il cantiere, che dovrebbe durare circa 2 mesi. La ditta incaricata dal Comune dell'abbattimento della piscina, il cui tetto in vetro e metallo crollò nel luglio del 2019, è la Ghiaie Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, la stessa che ha demolito la Sala Tripkovic. Finalmente partono i lavori che, ha precisato l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, porteranno alla costruzione di una nuova acquamarina. A gennaio il Comune ha ricevuto i pareri positivi che hanno permesso di arrivare oggi alla demolizione. Parallelamente va avanti anche la progettazione esecutiva per dar corso alla ricostruzione della struttura. È un cantiere complesso da un punto di vista ovviamente delle autorizzazioni, non dell'avvio in sé. A tutte le autorizzazioni abbiamo appaltato, abbiamo quindi l'impresa aggiudicataria che sta definendo gli aspetti procedurali e di avviamento del cantiere. In buona sostanza contiamo entro fine giugno, massimo primi di luglio, di cantierare e dar via alle demolizioni dell'ex Acquamarina. Seguirà ovviamente la fase poi di progettazione esecutiva. Queste le parole appunto dell'assessore sulla vicenda Acquamarina. Oggi dovrebbe proprio esserci la consegna ufficiale dei cantieri, del cantiere per la demolizione. Allora vediamo i lavori dell'aula del Consiglio Comunale sul giornale, sempre sul piccolo. Allora vediamo in aula lo stallo dell'ex Fiera, siamo vicini alla svolta, confronto fra opposizione e maggioranza su opere di urbanizzazione e variante Babudi
Babuder, l'8 giugno, incontro proficuo, prossimo passaggio il 15 luglio. Vediamo allora, la fiera ha tenuto banco ieri sera in Consiglio Comunale, la discussione voluta dall'opposizione ha toccato l'attuale impasse del complesso di Montebello, ma anche le premesse della situazione odierna, in particolare la variante al piano regolatore del 2020. La questione del complesso fieristico, venduto per 12 milioni nel 2017, era tornato d'attualità nelle settimane scorse dopo il caso dell'ormai celebre mail dell'assessore Giorgio Rossi, che sintetizzava la vicenda come 7 anni di balle. Il confronto ha avuto inizio dopo la fase delle delibere, con il Presidente del Consiglio Francesco Panteca a stabilire le regole. A dare il via alle danze è stato il primo firmatario, capogruppo Barbo, che PD, che ha dato voce a una richiesta sottoscritta anche da Punto Franco, adesso Trieste 5 Stelle. Barbo ha ricordato come il progetto Fiera includesse opere di urbanizzazione, tra cui interventi stradali e aree pubbliche. Vediamo che cosa ha risposto anche l'assessore all'urbanistica Michele Babuder. Ha risposto quindi fotografando lo stato attuale. A inizio maggio gli uffici hanno richiesto delle integrazioni al privato, consegnando un plico di aggiornamenti ai progettisti. L'interesse di questa amministrazione è infatti che il progetto rispetti i requisiti delle opere di urbanizzazione da lei, da Barbo, appunto menzionate. L'8 giugno si è svolto un nuovo incontro proficuo, perché oltre a recepire gran parte delle indicazioni, la committenza ha trovato nuovi margini per il verde urbano. Il prossimo passaggio è il 15 luglio, l'intendimento è accelerare e arrivare quanto prima all'approvazione del PAC. Questo è l'intervento dell'assessore, poi c'è stato tutto il dibattito in aula. Il sindaco Roberto Di Piazza ha preso la parola esponendo il suo punto di vista. A suo tempo il privato, ha detto il sindaco, ha acquistato per 12 milioni, poi anche l'ex palazzo di Tele4 per 4 milioni, insomma è fuori di 16 milioni di euro. L'ex palazzo, appunto, dove c'era una volta la sede della nostra emittente. Nel frattempo ha investito a Tavagnacco e credo sia stata un'avventura impegnativa. Io credo che il ritardo sia più che altro legato a quell'investimento, dice il sindaco, ma mi dicono si stia risolvendo e penso abbiano tutto l'interesse a portare le risorse in quest'area. Questo è il retroscena che ha raccontato appunto il sindaco Di Piazza ieri in aula. Allora, fra poco continueremo a parlare del Consiglio Comunale con la commemorazione di Berlusconi, che abbiamo seguito anche noi nelle prime fasi del Consiglio Comunale, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il vice ispettore Stefano Cassanella. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutte le persone all'ascolto. Per quanto riguarda la serata, i colleghi smontanti hanno riferito appunto che è stata abbastanza tranquilla, niente da segnalare di particolare. Adesso la situazione come al solito è tranquilla per l'orario, le telecamere non dimostrano nessuna criticità in strada, non abbiamo grosse problematiche di lavori particolari che vanno a interessare il centro cittadino. Quello che mi preme informare, intanto che è già iniziata ieri, ma insomma proseguirà poi nei prossimi giorni la problematica della segnaletica notturna, di rifacimento della segnaletica orizzontale, in particolare adesso sarà programmata nella zona di Barpera, Miramare, Grignano, nella zona delle rive e nell'abitato di Opicina, quindi magari bisogna evitare magari nelle ore notturne di parcheggiare magari su attraversamenti pedonali, fermate dell'autobus eccetera, e così i colleghi della segnaletica possono tranquillamente lavorare senza chiedere rimozioni o altro. E invece una cosa importante, con oggi la prima giornata incominceranno i divieti per il Triskel, sì. Quindi
oggi, proprio nella giornata del 20, la problematica del divieto di sosta riguarderà il piazzale Vittime della Strada, quindi l'ingresso antistante il parco di Villa de Voltella, e andrà fino al 3 luglio, sostanzialmente fino a fine manifestazione, mentre con domani ci saranno poi dei successivi divieti lungo la via Marchesetti antistante il MIB e proseguiranno poi nelle aree del Triskel, e ci sarà anche della modifica alla viabilità con un senso unico sulla via Marchesetti da via San Pasquale verso via dei Mille, e altre modifiche alla viabilità. Per quanto riguarda tutta questa manifestazione, invito i cittadini a seguire appunto gli organi di stampa per le varie indicazioni, oppure i siti istituzionali del Comune di Trieste. Nella fattispecie chi ha la possibilità di vedere il sito di Telegram, il sito del Comune di Trieste su Telegram, che è particolarmente dove c'è scritto praticamente tutto quanto, sia per quanto riguarda le soste che per quanto riguarda le modifiche alla viabilità. Al telefono, così sarebbe troppo lungo spiegare perché sono interessate parecchie vie. Per quanto riguarda il resto, poi per la giornata di oggi non abbiamo null'altro da segnalare, vi restituirei la linea. Benissimo, grazie, molto esauriente il vice ispettore Stefano Cassanella, grazie e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi e buon lavoro naturalmente. Allora, noi andiamo avanti, come vi dicevo, a leggere il giornale, a leggere il Piccolo in particolare. Ci concentriamo ancora una volta sul Consiglio Comunale di ieri sera. Allora, abbiamo parlato del dibattito sull'ex fiera di Montebello, ma prima c'era stata la commemorazione di Silvio Berlusconi in aula. Il sindaco aveva preso la parola, due consiglieri non erano presenti in aula, poi hanno preso la parola anche altri consiglieri e assessori, quindi rivediamo insieme il nostro servizio. Caro Presidente, mi mancherai, ci mancherai. Così il sindaco Roberto Di Piazza nella sua commemorazione di Silvio Berlusconi, oggi pomeriggio in Consiglio Comunale. Di Piazza è partito dalle parole della famosa discesa in campo del 4 volte Presidente del Consiglio, quel discorso che iniziava con l'Italia è il paese che amo. Ma di Berlusconi il sindaco non ha ricordato solo il ruolo politico e di leader di partito e di governo, ma anche l'amicizia che li legava, a cominciare dall'incoraggiamento ricevuto nel 2001 quando Di Piazza fu eletto alla guida della città. Alla commemorazione non era presente, come ha annunciato, la consigliera del Movimento 5 Stelle Alessandra Richetti, e l'esponente del Movimento 3V Ugo Rossi è uscito dall'aula. Per ciò che Berlusconi è rappresentato politicamente, ha spiegato poi il consigliere. Posizione che il sindaco ha bollato come questione di educazione, ricordando le sue passate commemorazioni di esponenti della sinistra, quali Cuffaro e Damiani. Un ricordo di Silvio Berlusconi è stato pronunciato anche dall'assessore Everest Bertoli e dal capogruppo di Forza Italia Alberto Polacco, mentre Francesco Russo ha ricordato l'anniversario della morte di Don Marzari. Il Consiglio si era aperto con alcune domande d'attualità. Torniamo a leggere il giornale ancora sul Piccolo per vedere questo appello di Cosolini sulla sanità, poi ne parleremo proprio con il consigliere regionale che sarà nostro ospite in studio dalle 9 alle 10. Rilanciamo la Stop al privato, si parla naturalmente della sanità. L'incontro ieri al circolo del Partito Democratico di San Giacomo, quindi ospite del circolo PD di San Giacomo e della segretaria Maria Luisa Paglia per parlare di sanità il consigliere regionale Roberto Cosolini, premesso che la vittoria del centrodestra alle recenti elezioni regionali è stata netta, così l'ex sindaco trova abbastanza corretto che il presidente Fedriga nel formare la giunta abbia voluto dare continuità all'operato svolto finora, ma c'è una continuità che la comunità regionale non si può permettere e riguarda la sanità che rischia di giungere a un punto di non ritorno. Queste le parole appunto del consigliere regionale. Vediamo altre notizie ancora sempre nella pagina della cronaca di Trieste, in marcia con lo Smarza Pride per i diritti della comunità LGBTQ+. Allora, alla prima edizione dello scorso settembre parteciparono circa 1500 persone, evento senza patrocini, padrini e sponsor contro violenze e discriminazioni, sabato alle 17 a partire da Piazza Goldoni. Qui vediamo un momento della passata
edizione dello Smarza Pride tenutasi lo scorso anno il 17 settembre. Qui vediamo invece ci sarà sabato a partire dalle 17. Una notizia curiosa che abbiamo già visto in prima pagina: telecamere e modelli, il quadrilatero di Melara torna a essere un set. Il regista triestino Milic si occupa della produzione esecutiva. Il grande complesso Ater, scelto dal marchio d'abbigliamento danese Halo per la sua nuova campagna pubblicitaria. Qui vediamo alcune fotografie di questo set non cinematografico, appunto, per una volta, ma appunto dedicato alla pubblicità. I precedenti, Tiziano Ferro e la Porta Rossa, già in bacheca. Melara quindi non è affatto nuova come location per le foto e le videoproduzioni, basti pensare a Il Re con Luca Zingaretti, soprattutto la Porta Rossa, le cui riprese si sono concluse nel complesso alla fine 2021, e proprio tra quei palazzi alcuni membri del cast insieme a FVG Film Commission avevano voluto salutare il rione, la città, con un incontro a conclusione dei lavori, alla presenza delle attrici Valentina Romani e Alessia Barella. Tutti avevano ringraziato gli inquilini per la collaborazione e per la disponibilità nei giorni dei Ciak. Poi a Melara è stato realizzato in parte anche il videoclip della canzone Sere Nere di Tiziano Ferro, girato a Trieste nel 2003, dove si notano a più riprese gli scorci del grande complesso Ater in bianco e nero. Anche il brano Dea Musica di Piero Pelù ha avuto come sfondo il quadrilatero nel 2004, e qui è approdata anche la Vodafone per una parte di uno spot pubblicitario completato poi in altre zone della città. Insomma, questi alcuni dei precedenti di questo complesso Ater che per un po', insomma, diventa set cinematografico e non solo. I Vigili del Fuoco salutano 5 capi reparto in pensione, è stato ben più di un lavoro, questo è il saluto, e vediamo anche le foto di questi 5 capi reparto che appunto vanno in quiescenza, i ricordi, gli aneddoti delle lunghe carriere dei triestini, classe 63, che hanno raggiunto per legge il momento del meritato riposo. Qui vediamo Alessandro Limen, Alessandro De Grassi, Sergio Urti, Diego Fozzer e Mauro Primani, questi i Vigili del Fuoco che vanno in pensione. Qui vediamo un'altra iniziativa: la pallanuoto trasloca dalla piscina al mare. A Barcola il primo water polo beach party tra il 22 e il 25 davanti alla fontana, partecipanti da Balcani, Ungheria e Slovacchia, open day per chi vuole provare. E noi ieri abbiamo seguito la presentazione di questo evento, appunto, che si svolgerà dal 22 al 25 giugno proprio nei pressi della fontana di Barcola. Il nostro Bernardo Gulotta ha seguito questa presentazione, vediamo se è possibile rivedere il nostro servizio proprio su questa nuova iniziativa presentata ieri. Vediamo. Da giovedì a domenica la zona della pineta di Barcola adiacente alla fontana sarà teatro di un evento inedito che mescola sport, pallanuoto in questo caso, assieme alla voglia di stare assieme in virtù del piccolo villaggio che verrà allestito. Si chiama Water Polo Beach Party, prima edizione, pensata e organizzata dalla ASD Water Polo Project in coorganizzazione con il Comune di Trieste. Partiamo giovedì anche per dare l'opportunità a chiunque, no, di godersi un po' il pre-partite, fornendo anche un po' di contesti dove mettersi alla prova. Ci sono le porte, c'è il campo, ci siamo noi in acqua e facciamo provare un po' a chiunque questo sport fisicamente e mentalmente, che insomma non è una cosa che è facile da fare. Insomma. Il torneo sarà strutturato con partite 5 contro 5 nel campo allestito dall'associazione nel tratto di mare antistante la fontana di Barcola. 12 le squadre che si affronteranno da venerdì 23 a partire dalle 17. In campo atleti provenienti da Italia, Slovenia, Ungheria. Non solo partite però, perché l'occasione sarà utile per chiunque vorrà provare a giocare a pallanuoto. Il bagnante può avvicinarci, ci sarà allestito il nostro stand all'interno del villaggetto attorno alla fontana, e ovviamente è necessario prima chiederci la possibilità di entrare, perché ci sarà una zona recintata per motivi di sicurezza, e poi chiunque può entrare in acqua e giocare con noi e praticare la pallanuoto. Parteciperà all'evento anche la Pallanuoto Trieste. Uno degli open day di sabato, rivolto alle classe 2012-2016, verrà organizzato proprio dal club sponsorizzato Summer Eco Sci
Shipping, che in quella giornata darà vita anche a una partita amichevole a ranghi misti fra uomini e donne. Saranno dell'evento anche un gruppo di atlete triestine che hanno militato nella Serie A1 con la Pallanuoto Trieste. Ci sarà anche una squadra femminile fatta da atlete vere, nel senso che hanno giocato anche nelle massime serie, e siamo veramente orgogliosi e contenti che ci abbiano dato la loro disponibilità ad essere invitate a partecipare. Allora, ancora il tempo per una notizia sempre dal piccolo. Domani a Montegrisa la magia del primo concerto mantrico, al tramonto il progetto musicale innovativo per 6 contrabbassi del compositore maestro del Tartini Sciascia, con lui 5 allievi. Poi qui vediamo invece 9 atmosfere letterarie all'ex lavatoio di San Giacomo, presentate le iniziative promosse dalla 5ª circoscrizione per valorizzare il rione. Ecco il programma fino al 6 settembre, troviamo anche questo quest'oggi sul piccolo. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ma proseguiamo con la nostra rassegna stampa subito dopo. Bentornati in diretta, continuiamo la nostra rassegna stampa, vediamo quali sono le altre notizie contenute nei quotidiani che sono in edicola oggi. Torniamo sui quotidiani nazionali, andiamo sul Corriere della Sera per vedere che Macron oggi riceve la Premier Giorgia Meloni, prove d'intesa dopo la crisi. Meloni a Parigi per sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030. Solo ieri il via libera, quindi questa la visita di oggi. Ci voleva la fase finale delle selezioni per Expo 2030, alla quale è candidata anche Roma, per trovare finalmente un'intesa dopo 8 mesi di contrasti, crisi diplomatiche, ricuciture ufficiose e ufficiali, ma sempre fuori da una sede istituzionale. Giorgia Meloni oggi pomeriggio sarà ricevuta all'Eliseo da Emmanuel Macron, varcherà i portoni della Presidenza della Repubblica francese dopo 4 inviti ufficiali da parte dell'Eliseo nella settimana in cui Parigi catalizza in qualche modo l'attenzione mondiale, anche con il Salone internazionale dell'aeronautica, con decine di capi di Stato e di Governo presenti nella capitale francese. E qui vediamo appunto questo appuntamento importante. La proposta: 20 minuti di show per lanciare la capitale contro la favorita Riyadh, il voto finale previsto per il 28 novembre. Italia e Francia, oltre la solita retorica, dall'Europa a Kiev, che cosa c'è in ballo? Questi saranno un po' gli argomenti di cui parleranno Meloni e Macron. I due paesi hanno solidi interessi comuni, ecco perché qui viene analizzato il tutto sul Corriere della Sera. Andiamo sempre sul Corriere per vedere invece il caso che sta facendo discutere, creando polemiche con diverse interpretazioni dei differenti quotidiani. Nordio, riforma in linea con l'Unione Europea e apre un nuovo fronte sulle tasse. L'affondo del ministro: anche agli imprenditori onesti è impossibile non trovare violazioni. Questo è quello che dice appunto il ministro, è stato così criticato da varie parti. Poi ancora limiti alle pubblicazioni. Con la riforma Nordio c'è il divieto di pubblicare intercettazioni anche se sono già state depositate e quindi a disposizione della difesa. Il reato di traffico di influenze, rivisto il reato di traffico di influenze introdotto dalla legge Severino. La sanzione penale è circoscritta a condotte particolarmente gravi. Poi l'abuso d'ufficio è cancellato, il reato appunto di abuso d'ufficio. I sindaci volevano una modifica perché era indeterminata la fattispecie della condotta illecita. E poi ancora avviso di garanzia anticipato. L'avviso di garanzia che dovesse essere dettagliato va consegnato in modo riservato almeno 5 giorni prima dell'invito a comparire. Qui vediamo una foto curiosa di Tom Cruise a Palazzo Chigi da Meloni. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri a Palazzo Chigi ha ricevuto appunto il divo statunitense Tom Cruise, lieta che la capitale
capitale d'Italia sia protagonista dell'ultimo film di Tom Cruise, oggi a Roma la prima mondiale, la Mission Impossible, sono anche il nostro pane quotidiano. Al governo ha scritto appunto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui suoi profili social, postando una foto con l'attore che ha ricevuto appunto ieri a Palazzo Chigi. Sempre sul Corriere della Sera, ancora Meloni non vuole guerre con le toghe, conta sui centristi e su chi dal PD apre. La riforma potrebbe partire dal Senato, si parla ancora della riforma della giustizia. Cambiamo argomento, andiamo alla direzione del Partito Democratico. Schlein, il Movimento 5 Stelle da soli non si vince e serve lealtà. Ora un'estate militante, dice Schlein, il duello con la minoranza, la leader PD, noi subalterni, Renzi chiamò Berlusconi. Ricorda appunto la segretaria del Partito Democratico, un partito per i giovani e non composto solo da ex, così lei parla al paese. Gribaudo, su temi condivisi saremmo anche nelle piazze di altri. Questa è l'intervista a Chiara Gribaudo, che è vicepresidente del PD, un termine per definire la relazione di ieri di Elly Schlein, le chiede l'intervistatore, un'estate di militanza e rumore. Elly ha definito la roadmap del PD nei prossimi 3 mesi per tornare a parlare al paese reale e meno di noi e del nostro ombelico. Il governo sta sciupando la grande occasione del PNRR, non possiamo permetterlo, vogliamo chiamare gli italiani alla mobilitazione, dobbiamo fare rumore, questa insomma l'intenzione. La minoranza attacca, chiede spazio, Bonaccini, mai metterci a rimorchio, il Presidente no ad approcci minoritari, Guerini, l'Ucraina è una questione di rimente. Qui vediamo alcune anime appunto del Partito Democratico. Elly ha fatto un errore, ma nessuna scissione, uniremo le opposizioni, dice Alfieri, fronte comune con il Movimento 5 Stelle e Calenda. Allora, ancora avanti, Grillo, fermatevi, era una boutade, il 5 per 1000 datelo all'altrove. Il fondatore, le polemiche sui passamontagna, ne abbiamo parlato anche ieri, era un po' su tutti i giornali. Ancora lui, ancora Beppe Grillo, protagonista, prima il garante 5 Stelle getta acqua sul fuoco e prova a stoppare le polemiche nate per le sue frasi sulle brigate di cittadinanza con il passamontagna, per favore fermatevi, era una boutade, ma è possibile che prendete tutto sul serio, ha detto il comico e appunto garante dei 5 Stelle. Torniamo ancora sul piccolo per trattare di temi molto importanti che riguardano il clima e i cambiamenti climatici, non solo a livello globale ma in particolare proprio nella nostra regione. Battuti tutti i record, lo vediamo appunto sul piccolo, poi rivedremo anche il nostro servizio. Il 2022 in regione è stato l'anno più caldo, il report superato di oltre 1 grado il valore medio dell'ultimo trentennio. Un team di 39 ricercatori traccia gli scenari che ci attendono, dipende da noi, dicono. 1 grado in più, l'ultimo anno è stato il più caldo di sempre, nel 2022 la temperatura in Friuli Venezia Giulia ha superato di più di un grado il valore medio degli ultimi 30 anni. Allora rivediamo insieme anche il nostro servizio. L'estate sta arrivando e con sé porterà anche l'affa e un ulteriore rialzo delle temperature. Si passa dai bollini verdi per tutte le città previsti nella giornata di oggi ai primi 4 bollini gialli da domani nelle città di Ancona, Bolzano, Campobasso e Perugia, mentre da mercoledì 21 giugno, primo giorno d'estate, toccherà anche a Trieste insieme ad altre 14 città. Lo indica il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute e i bollini verdi, gialli, arancioni e rossi descrivono il grado di rischio, soprattutto per le categorie fragili. Dopo il periodo di tarda primavera, con il bel tempo a singhiozzi e le temperature miti, anche a Trieste arriva il gran caldo e come ogni anno il Ministero della Salute fornisce i consigli utili per difendersi dalle ondate di calore. Evitare di esporsi al sole nelle ore più critiche, in particolare per le persone più anziane, non recarsi nelle zone maggiormente trafficate, non praticare attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Altro consiglio per combattere
vedere l'AFA è avere un'alimentazione leggera, mentre in casa si consiglia di soggiornare nella stanza più fresca. Infine è utile indossare vestiti chiari e leggeri e bere molta acqua, moderando invece l'assunzione di bevande gassate, zuccherate e alcoliche, ma anche tè e caffè. Ecco, questo era il servizio del nostro Gianluca Paladin, che riguardava invece l'annuncio del grande caldo che ci aspetta in questi giorni. Ne abbiamo già parlato prima nelle previsioni del meteo, nelle previsioni del tempo. Noi invece stavamo parlando appunto dei cambiamenti climatici, dei segnali dal clima, questa conferenza stampa che c'è stata ieri per presentare questa pubblicazione divulgativa, e qui vediamo inquadrato anche l'assessore Fabio Scoccimarro, assessore regionale all'ambiente, alla difesa dell'ambiente, che è stato anche criticato per le sue parole. Allora prima vediamo la polemica, poi vedremo anche il nostro servizio appunto sui segnali del clima. Sul cambiamento climatico l'approccio deve essere il più possibile scientifico e al tempo stesso scevro da demagogia. L'impatto antropico sull'ecosistema è una verità innegabile, ma è anche innegabile il diritto di impresa a miglioramento del tessuto economico e sociale locale. Le parole di Fabio Scoccimarro ieri alla presentazione di segnali dal clima riportate dalla nota della regione destano vento di polemica, tanto più che l'agenzia Dire scrive che l'assessore ha parlato a margine dell'incontro della necessità di non avere ragionamenti talebani e dire è tutta colpa dell'uomo, laddove il report degli scienziati sarebbe non la Bibbia ma un utile documento. L'assessore all'ambiente dovrebbe dimettersi, aggiunge il consigliere regionale Dem Nicola Conficoni, non solo per le vergognose situazioni di cui si è reso protagonista, ma anche per le sue inammissibili e imbarazzanti convinzioni sul clima. Rincara anche la consigliera 5 Stelle Rosaria Capozzi, citando lo scienziato Filippo Giorgi, il quale ricorda che l'uomo è parte determinante del cambiamento climatico in atto. E poi ancora altri attacchi da Serena Pellegrino di Verdi Sinistra, che dovrebbe dedicarsi di più a difendere l'ambiente piuttosto che sostituirsi all'assessore alle attività produttive, eccetera. Insomma, ci sono anche il capogruppo del Patto, Massimo Moretuzzo, dice mi auguro che Scoccimarro ritiri immediatamente le sue affermazioni, diversamente il Presidente, vediamo se riusciamo a trovare anche la continuazione, ecco, il Presidente Fedriga dovrebbe ritirare subito la delega alla difesa all'ambiente a un assessore che per l'ambiente rischia di rappresentare il pericolo principale, addirittura insomma tanti attacchi a Scoccimarro per quelle sue frasi che ha detto anche a noi ai nostri microfoni, anche nella intervista che sentirete all'interno appunto di questo servizio. Si parla della questione del clima e dell'intervento umano. L'assessore dice chiaramente che non bisogna avere un atteggiamento, cioè non deve essere questa la Bibbia su cui basarsi per le azioni future. Allora risentiamolo insieme. Il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre in Friuli Venezia Giulia, oltre che particolarmente siccitoso. Le temperature di aria e mare decisamente più alte della norma e le piogge inferiori alla media del 40% sono chiari segnali del cambiamento climatico nella nostra regione. Lo conferma la pubblicazione elaborata dal gruppo di lavoro tecnico-scientifico Clima FVG, di cui fanno parte ARPA, CNR, ICTP, OGS, Università di Trieste, Udine e Regione, e presentata oggi alla Direzione Regionale Ambiente. Un patrimonio di conoscenze sui cambiamenti, ma anche sulle azioni che è possibile intraprendere per cercare di mitigarne gli impatti sul territorio. Un supporto riguardo appunto al tema segnali del clima alle pubbliche amministrazioni, quindi questo non è la Bibbia che noi sposeremo, ma sarà un utile documento che sarà propedeutico ad indirizzare, se lo vorremmo, lo riterremo come amministratori pubblici, quelle che sono le politiche dei prossimi anni. Questo sarà un utile strumento e penso anche di inserire questo gruppo di lavoro molto importante, molto autorevole all'interno
Stati generali che rifaremo, e diamo la notizia, nella primavera del 24. La pubblicazione divulgativa segnala cosa sta accadendo in regione con uno sguardo anche alla dimensione globale, strettamente correlata a quella locale. Qualche esempio: la crescita del livello medio del mare, che a Trieste nel 2022 non è stata da record ma comunque più alta che in tutto il secolo scorso. La temperatura delle acque marine, l'anno scorso la terza più alta della serie storica dagli anni 40. Un capitolo è dedicato agli incendi sul Carso. Il cambiamento climatico ne sta alterando il regime naturale, con conseguenti modifiche dello sviluppo e nella composizione dei boschi. I fuochi dell'estate scorsa hanno rappresentato un fenomeno eccezionale, con la perdita complessiva di 194.000 metri cubi di biomassa vegetale. La situazione che trovate appunto all'interno di questa pubblicazione degli scienziati di un vero e proprio team tecnico-scientifico che ha lavorato su questi temi. Torniamo alla politica internazionale, siamo sul Corriere della Sera. L'imperatore Xi dà udienza a Blinken, discussioni franche ma fatti progressi. Il segretario di Stato americano vede il presidente cinese per 35 minuti parlare per evitare i conflitti, il nodo Taiwan. Questo è successo ieri, un po' anche a sorpresa. Alla fine Xi Jinping ha dato udienza ad Anthony Blinken, 35 minuti nella grande sala del popolo su piazza Tiananmen. L'incontro, incerto fino all'ultimo, si può considerare il miglior risultato della missione del segretario di Stato americano. Non c'è distensione sui temi del confronto duro, ma si intravede un desiderio di stabilizzare le relazioni, tanto surriscaldate e pericolose da far rimpiangere i tempi della guerra fredda USA-URSS, quando c'erano regole chiare. Il breve faccia a faccia tra il presidente cinese e l'inviato di Joe Biden segnala che le due superpotenze stanno cercando almeno di mettere un fondo alla spirale di inimicizie e provocazioni che fanno temere uno scontro aperto anche militare. Insomma, una parziale buona notizia da questo incontro. L'Unione Europea era un modello, ora la nuova Cina, dice il mondo, guarderà a noi. Prodi, l'intervista a Romano Prodi, l'Italia sbagliò a firmare l'intesa sulla via della seta, dice l'ex premier italiano. Allora, ricordo degli anni '80, quando la guida dell'IRI aiutò una Cina povera ma già laboriosa e più efficiente della Russia, e il leader comunista Deng Xiaoping gli chiese di portare Maradona a Pechino. L'imprudenza dell'Italia nel firmare il memorandum del 2019 con Xi Jinping, l'illusione di Macron di contare da solo, l'importanza dell'Europa per salvare il mondo dalla guerra, sono temi che Romano Prodi affronta in un'intervista televisiva dedicata alla questione cinese, che andrà in onda su La 7 nel programma di Federico Rampini. Allora, parliamo ancora di Via della Seta e di porti. Siamo sulla pagina dell'economia del piccolo porto di Amburgo. Hala apre la porta ai cinesi di Costco, entrano col 24,99%. La Realpolitik del governo Scholz attento alle proprie infrastrutture strategiche ma anche alle sfide commerciali. Pechino avrà solo una quota di minoranza, forti tensioni nel governo. Vediamo l'ingresso nel porto di Amburgo per la filiale della cinese Costco è deciso, lo ha comunicato Hala, che ricordiamo ha interessi anche qui nel nostro porto di Trieste, la società logistica del porto tedesco, mentre il primo ministro cinese Li Qiang si trova in visita a Berlino. Dopo 2 anni di trattative il colosso statale cinese avrà una quota minoritaria del 24,99% di partecipazione in uno dei terminal del porto della città anseatica. Costco, che già controlla il porto del Pireo, voleva originariamente una quota del 33%, uno scenario evitato dalla protesta di diversi ministeri del gabinetto tedesco. La vicenda si è sbloccata anche dopo il placet della Confindustria di Berlino. L'approvazione del governo tedesco della partecipazione di minoranza del gruppo cinese Costco è positiva per la Germania come luogo di investimento e come paese di import-export, ha detto Tania Gönner,
direttrice generale della Lega Federale dell'Industria tedesca. Quindi questo ricordiamo, anche se viene ricordato sul piccolo, Hafen und Logistik AG a Trieste è presente nella gestione della piattaforma logistica. Si parla anche dell'Electrolux nel mirino, il governo è pronto a usare il Golden Power, l'annuncio del ministro Ciriani. Andiamo ancora a vedere sempre le notizie regionali. A4, l'autostrada, la Niuco è pronta a partire, un avvocato lombardo alla guida. Presidenza di Autostrade Alto Adriatico, la giunta indica Gabriele Fava già commissario di Alitalia. La regione si affida a un manager lombardo per il nuovo corso della gestione autostradale nell'anno in cui si concretizza il trasferimento delle competenze da Autovie Venete a Società Autostrade Alto Adriatico su indicazione della giunta Fedriga, a capo della Niuco Pubblica, che consente di aggirare i paletti comunitari e di mantenere sul territorio il controllo della A4 Trieste-Venezia, con conseguente atteso rinnovo della concessione. Viene chiamato Gabriele Fava, avvocato milanese classe 63. Questo viene raccontato oggi sul piccolo. Si parla anche di ponti. ANAS dà il via al bando per i controlli sulla sicurezza, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Iniziativa del valore totale di 80 milioni, 3 dei quali destinati a Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ancora nella pagina dell'economia, le imprese attirano poco i giovani talenti, il Nord-Est ha già perso 15.000 laureati, la mappa delle possibilità infinite nel rapporto 2023 della Fondazione Nord-Est. Qui vediamo tutta una analisi nella pagina appunto dell'economia. Ancora Confidi, aiuti alla PMI in un anno difficile, 75 milioni di affidamenti, il fondo di garanzia. Qui vediamo l'assessore regionale Sergio Emidio Bini. Noi invece ieri, qui trovate sul piccolo anche tutto un inserto sul Nord-Est Economia, in cui ci si occupa poi in modo particolare anche di crociere, lo vediamo, filiera croceristica dal mare ai territori. Dicevo, invece ieri noi abbiamo intervistato anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga su vari temi d'attualità. Ha parlato il presidente Fedriga anche di vari temi appunto che riguardano la politica nazionale. Allora vediamo se riusciamo a farvi rivedere l'intervista di Gianluca Paladini. Penso che in Friuli Venezia Giulia riusciremo a fare una manovra per essere maggiormente attrattivi. I problemi però si risolvono, come guardate, io ho detto, io anche la campagna elettorale l'ho fatto in modo molto serio dal punto di vista della sanità. Ho sempre detto che i problemi, che sono problemi di un settore provato dalla pandemia, ma non solo, ma anche penso di una mancata programmazione ventennale, non si risolvono in un giorno, né in un mese, né in un anno. Fuga dei medici dagli ospedali, paghe basse rispetto ai colleghi degli altri paesi europei, turni di lavoro massacranti, poche prospettive di carriera. Sono diversi i fattori che stanno contribuendo a questo fenomeno che riguarda tutta l'Italia. Il piano della regione, come detto dal presidente Massimiliano Fedriga, è di rendere più attrattivo il Friuli Venezia Giulia per questi professionisti. Dobbiamo iniziare un percorso e penso che la riforma l'abbia approvata ancora nel 2019, l'abbia iniziato, fermata la pandemia, ma oggi stiamo andando avanti. Rispetto anche alle polemiche fatte dall'opposizione in Friuli Venezia Giulia, oggi è evidente che stiamo di fronte purtroppo a un'emergenza nazionale. Devo dire che non è soltanto italiana, io ho parlato anche con i colleghi austriaci e sloveni e hanno una situazione difficile nel approvvigionamento di personale sanitario in tutti questi paesi. Poi Fedriga ha commentato le parole del sindaco di Piazza, che a Tele4 ha rimarcato la necessità di intervenire anche con un presidio fisso di polizia per arginare i fenomeni di degrado in Piazza della Libertà, con i migranti che bivaccano nella zona e le immondizie e le sporcizie lasciate in mezzo e tutto intorno alla piazza. Ho parlato anche con il ministro Piantedosi, il quale sta vedendo anche di favorire buoni rapporti di vicinato con i paesi della rotta balcanica, perché il problema non è soltanto quando arrivano, come si gestiscono, ma non farli arrivare. E poi l'hotspot, diciamo, potrebbe essere addirittura d'arrivo verso la fine dell'estate
parte, magari il prefetto aveva accennato a qualcosa del genere. Sì, vedremo questo, vedremo ovviamente, perché l'hotspot deve prefigurare anche ovviamente un forte alleggerimento dell'accoglienza diffusa. Infine un commento sulla riforma della giustizia approvata in Consiglio dei Ministri e in particolare sulla proposta di abrogazione del reato di abuso d'ufficio. E penso che sia necessaria una riforma della giustizia che vada nella direzione anche, devo dire, di agevolare il lavoro della magistratura senza, per esempio, reati come l'abuso d'ufficio, che oggettivamente hanno creato molti problemi, penso in particolar modo ai sindaci. Sulle intercettazioni mi sembra che non c'è una limitazione delle intercettazioni, c'è una limitazione della, diffusione di intercettazioni che poco hanno a che fare con le indagini stesse. Allora, queste le parole di Massimiliano Fedriga. Torniamo ancora un po' per qualche minuto a leggere i giornali. Siamo nuovamente sul Corriere della Sera. Disperso il sommergibile con i turisti del Titanic, a bordo 5 persone, 3 passeggeri dell'Atlantico, il miliardario, il CEO e l'esploratore. Allora vediamo, per alcuni è un sogno poter vedere il Titanic con i propri occhi, scoperto nell'85 sul fondo oceanico, il relitto del transatlantico più grande della sua epoca, che affondò nel 1912 dopo lo scontro con un iceberg, portando con sé 1500 anime, continua a colpire l'immaginazione collettiva, appunto da diventare meta turistica. Ma un piccolo sommergibile chiamato Titan, usato per portare i turisti sul sito a 3800 metri di profondità e a circa 640 km di distanza dall'isola canadese di Terranova, è scomparso ieri nei pressi del relitto. Questo è successo appunto ieri con queste 5 persone a bordo. Per salire a bordo bisogna firmare una liberatoria, ci fa sapere sempre il Corriere della Sera, come racconta il giornalista David Pogue, ospitato un anno fa per un servizio su CBS News. Non dirò bugie, ero un po' nervoso soprattutto a causa delle scartoffie da firmare. Questo mezzo, c'era scritto, non è stato approvato, certificato da nessun organismo di regolamentazione, potrebbe provocare lesioni fisiche, traumi emotivi o la morte. Nel suo caso per 2 volte i tentativi di raggiungere il fondale erano falliti prima di riuscirci e le comunicazioni con la superficie si erano interrotte per un paio d'ore, quindi diciamo una gita abbastanza pericolosa anche proprio in partenza. Questa è la situazione. Allora andiamo a vedere ora invece sul piccolo lo sport. Sospiro di sollievo per l'Unione, c'è l'iscrizione, passaggio di proprietà, contatti in corso. Rumor sul gruppo americano LBK Capital, Giacomini, ci sono dialoghi come ne abbiamo fatti altri, la piazza piace. Questo è stato detto ieri, quindi la prima buona notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Chi nel popolo alabardato temeva intoppi è che l'iscrizione della Triestina alla prossima Serie C è avvenuta regolarmente, come garantito dal presidente Giacomini. Il resto dei soldi necessari per saldare i compensi dei tesserati fino a maggio si sono resi disponibili ieri, quindi era l'ultimo step mancante dopo la documentazione sulla regolarità impiantistica e il deposito della fideiussione di 350.000 euro. Iscrizione dunque effettuata regolarmente, al netto ovviamente di quelli che saranno poi i controlli della Covisoc, che darà i suoi verdetti entro il 30 giugno. Però ieri insomma questa operazione è stata fatta. Allora ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo con la nostra prima ospite, Barbara Odorico, vicepresidente della 6ª circoscrizione. Fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora siamo in compagnia, la salutiamo subito, di Barbara Odorico, consigliera e vicepresidente, in realtà presidente pro tempore della 6ª circoscrizione di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben arrivata, grazie di essere qui. Allora ci stava dicendo appunto che stava sostituendo il presidente che ha delle difficoltà, insomma gli facciamo i migliori auguri naturalmente di guarigione, anche un'occasione insomma per
per così imparare qualcosa di nuovo, per crescere, per imparare anche certi meccanismi. Semplice, no? Non è un ruolo semplice, è qualcosa di un po' più complesso rispetto alla sostituzione durante la seduta, che insomma quella è avvenuta più volte, insomma è qualcosa di gestibile, mentre la sostituzione nelle retrovie, quando si tratta di parlare con gli uffici o comunque relazionarsi con il comune, diventa qualcosa di un pochino più complesso, ma insomma abbiamo le segretarie e tutta l'organizzazione comunale che mi aiuta, mi sono venuti molto incontro in questa situazione comunque di difficoltà e di emergenza, diciamo, quindi bene così, è un modo per imparare a gestire le cose, è un passo in più. Bene, allora ha già visto a Barbara Odorico il nostro Gianluca Paladin in collegamento, credo dalla zona della piscina terapeutica acquamarina. Allora, buongiorno Gianluca, a te la linea. Buongiorno Laura, a te la tua ospite. Facciamo subito una prova audio. Si sente bene il microfono, Laura, me lo confermi? Sì, ti confermo, si sente bene, sì, perfetto. Ah, bene. Perché ieri c'era un po' di distorsione. Questa è già una bella notizia. È vero. Sì, partiamo con le belle notizie, Laura, dai, che ne abbiamo bisogno in questo momento. E una bella notizia, se così possiamo descriverla, è la partenza dell'iter per la nuova piscina al posto della acquamarina che vedete qua alle mie spalle, perché parte l'iter oggi che permetterà al comune di demolire la piscina terapeutica. Infatti è stato consegnato, diciamo, il cantiere all'impresa, che entro 10 giorni provvederà a cantierare l'area e poi iniziare la demolizione vera e propria, che però dovrebbe essere un processo che dura circa 3 mesi. La ditta incaricata del comune è la Ghiaie Ponterosso di San Vito al Tagliamento, peraltro, come abbiamo raccontato, la stessa che ha abbattuto la sala Tripkovic. Vedremo, Laura, se questo tipo di abbattimento sarà un abbattimento in stile Tripkovic, perché bisognerà tenere conto anche ovviamente di tutto ciò che c'è qui attorno, no? Infatti, qui siamo anche di fianco al Pedocin per esempio, però la buona notizia è che insomma ci sono anche delle strutture molto vicine, no? Ci sono delle attività sportive, un ristorante, insomma, bisognerà fare più attenzione. Signora, buongiorno, salve, buongiorno, va il Pedocin? Per forza. Sì. Beh, insomma, con questo bel tempo non si può fare altro. Certo. Mi ascolti, mi sono davanti alla piscina acquamarina perché finalmente ne avremo un'altra nuova, finalmente, non domani ovviamente. Speriamo. Inizieranno i lavori di abbattimento di questa. Quando? Entro 10 giorni teoricamente dovrebbe iniziare il cantiere. Per noi sarà grave. Perché lei dice che... Perché poi il posteggio. Ah, il parcheggio dove lei parcheggia ogni volta per venire... Di là si paga. Okay. Insomma, oggi giornata tranquilla, Pedocin, un toccio, bagno e via. Basta, un toccio e via a casa. Va bene, che fretta per il pranzo. Ma lascio andare, beata lei. Arrivederci, arrivederci signora, grazie, beata lei, quasi. Andare perché dicevamo, commentavamo qui in studio che sicuramente ha un po' di fretta perché deve prendersi il posto a Pedocin, perché tu sai che insomma il lato donne dove sei stato già appunto a documentare è molto così affollato di solito, ma non so come sia la situazione molto affollato, e quindi chi prima arriva meglio alloggia. Esatto, chi prima arriva meglio alloggia, dice Barbara Odorico, giustamente, insomma, quindi da esperta, no? Vi rubo ancora un paio di minuti, se posso. No. Non è proprio molto frequentatrice, però insomma sappiamo che ci sono queste dinamiche. Gli anni passati. Anch'io insomma un po' di più. Allora Laura, dici Gianluca. Allora vi racconto anche un po' il programma della mattinata a questo punto. Noi ci troveremo verso le 9, 9 e un quarto, andremo là prima, andremo lì fra poco, andremo in Piazza della Libertà. Vi ricordate quello che ha detto ieri il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza? Ha parlato della necessità di un presidio fisso di polizia lì della piazza, in virtù del fatto che i migranti che sostano in quell'area poi lasciano anche le immondizia
immondizie e si è anche parlato di orinatoia a cielo aperto dietro la statua di Sissi. Il sindaco di Trieste si è molto arrabbiato per questo e vuole intervenire. Noi andremo fra poco a vedere lo stato dell'arte di Piazza della Libertà, che comunque viene pulita ogni mattina, ma andremo a vedere anche la zona tra virgolette incriminata appunto dietro la statua di Sissi. E poi alle 9:15 in Piazza della Libertà ci raggiungerà Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, perché dialogheremo con lui anche ovviamente di questa situazione. Magari sarà l'occasione anche per raccontare due dati sulla rotta balcanica. Se avremo tempo, Laura, poi cercheremo anche di andare a Barcola per vedere un po' la situazione, visto che tu giustamente hai riproposto il servizio sul Gran Caldo che torna a farsi sentire, e quindi insomma i triestini amanti di Barcola, amanti del mare, ovviamente si godono il sole e il tempo, ma ricordiamo anche le buone pratiche, i buoni consigli, soprattutto nelle ore più calde, per avere meno disagi possibili, perché con l'affa e col caldo obiettivamente non si scherza. Allora Laura, ti riproponiamo ancora un po' di immagini della piscina acquamarina, poi noi fra poco ci sposteremo direzione Piazza della Libertà, ma ti lascio commentare con la tua ospite da studio tutto quanto. A te Laura. Grazie Gianluca. E fra l'altro ci scrive proprio Nevio sulla piscina, dice: buongiorno Sveglia Trieste, invece di fare tanti bla bla sulla piscina, perché non si è iniziato a costruire la piscina terapeutica nel Porto Vecchio, dove avrebbero anche dei posteggi? Era anche quella un'idea, però poi era sono diversi, le scelte sono un po' più un complesse di così. piscina, no? Capisco che tante volte il cittadino può vedere tutto questo come un bla 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 e nient'altro, però in realtà la macchina comunale, statale è molto complessa, è molto burocratica purtroppo, e quindi ci ritroviamo ad avere delle tempistiche molto lente, e questa dell'acquamarina è un esempio. Se vuoi fare l'intervento in diretta. Allora, vediamo ancora il nostro Gianluca Paradin che interviene con un signore che in realtà si è fermato a chiacchierare. Vabbè, allora lasciamo il nostro collega chiacchierare con questo suo conoscente evidentemente. C'è anche la mail di Claudio Visintin che ci scrive: buona giornata, splendide signore. Ma grazie Claudio, sempre gentile. Oggi c'è il sole fuori, c'è il sole in casa con la vostra gentile presenza. Sono Claudio Visintin. Prima di parlare di politica, la consigliera circoscrizionale signora Barbara, una nota di calore: siamo amici su Facebook, porti una carezza alle sue bellissime figlie, studentesse. Claudio è molto attento. Poi i telespettatori di Tele4 conoscono la mia doglianza, e chiedo scusa se mi ripeto per l'ultima volta, ma credo nella consigliera Barbara e so che agirà scrivendo al sindaco o alla giunta al fine di ottenere la famosa alabarda sul Colle di San Giusto, con sassi colorati rossi e bianchi come in costiera, che hanno poco bisogno di manutenzione a differenza delle piantagioni di rose, come è stato fatto una volta. Se va in porto la riqualificazione con l'alabarda sarà la vittoria anche di Tele4. Sono varie cose, vero dottoressa Laura? Lei è testimone che abbiamo ottenuto assieme. È vero Claudio, ha ragione. Grazie Sveglia Trieste che mi ha dato la voce per dialogare con i politici di turno. Grazie, ci conto consigliera su di lei. Buon lavoro, insomma, le dà questo compito. Ringrazio delle belle parole l'ascoltatore Claudio, amico di Facebook, e devo dire che sì, ho già seguito questa sua richiesta in altre situazioni, effettivamente ha tutte le ragioni, perché la situazione adesso dell'alabarda nostra è un po' triste, e sicuramente farla come è stata fatta all'inizio di Barcola, quindi diventa un qualcosa di molto bello, e anche e soprattutto che dura nel tempo, quindi non ha grosse manutenzioni da fare. È una situazione veramente molto così caotica quella che c'è adesso, perché se poi le piantine devono essere continuamente sistemate e non vengono fatte, sicuramente l'alabarda è come se non ci fosse, perché insomma non viene a essere così abbellita, mentre sicuramente con le pietre, come suggerisce il nostro ascoltatore, è una cosa
cosa giusta e anche intelligente. Quindi allora, sicuramente io quello che posso fare lo farò, ovviamente non è la mia circoscrizione, ma insomma cercherò di parlare anche con i colleghi del comune, di spingere in questa direzione. Fra l'altro abbiamo il nostro Gianluca Paladini ha intercettato un altro consigliere circoscrizionale del suo stesso partito, fra l'altro sempre di Forza Italia, Andrea Giovannini. Esattamente. Allora, un saluto, era lui il signore che stavi salutando anche lui è il prima. Pedocin, evidentemente. Anche lui è il Pedocin, gli chiediamo Esattamente. Con Andrea Giovannini, Forza Italia, consigliere circoscrizionale. Questo incontro fortuito a caso. A caso così, però con molto piacere, quando vedo Gianluca sembra un piacere. Dove stiamo andando? Ma io andavo a farmi un giretto, perché sono qui a lavoro all'ufficio qui vicino, allora facevo un giretto in un momento di pausa. Allora, davanti alla piscina acquamarina verrà abbattuta la struttura, verrà costruita una nuova, era una cosa che ci aspettava da tempo, poi ovviamente le tempistiche, gli iter sono sempre lunghi di per sé. Purtroppo per colpa della burocrazia e poi in questo caso specifico ancora di più per quello che è stato fatto dalla prefettura, per il blocco totale della zona. Si è perso un po' di tempo, un peccato, perché questa comunque è una piscina che è stata sempre molto usata, molto a cuore dei terrestini. Finalmente si è sbloccato il tutto e ora la buttiamo giù e ne facciamo una su ancora più bella. Ancora più bello, un servizio utile per il cittadino, anzi utilissimo, perché era una realtà presente qua a Trieste, unica nel suo genere. Sì, io ci vivo quotidianamente perché, ripeto, ci lavoro qua, quindi vedevo sempre costantemente le persone che venivano a usare la piscina per tutte le motivazioni che sappiamo, le malattie o il recupero degli infortuni, insomma tutto quello che concerne questa tipologia di cose, ed è effettivamente una piscina che ha il suo perché. Allora Laura, prima di scioglierci sotto il sole, come sta accadendo, sto sudando copiosamente anch'io, ho già la camicia che risente di questo sforzo. Chiedo un'ultima cosa al consigliere, segnalazioni da Barcola, Gretta, Roiano, situazione attuale, adesso arriva l'estate, quella zona è particolarmente frequentata. Sì, diciamo che in realtà per quanto riguarda la balneazione e l'estate, in questo momento siamo abbastanza tranquilli ed è abbastanza tutto messo a posto. Abbiamo alcune cose che abbiamo visto anche ieri sera con un consiglio che abbiamo fatto, ne faremo uno anche giovedì parlando un po' della Roianese, della scuola di calcio, della società di calcio del nostro Rione, per un ipotetico campo sportivo nella zona del Moglio del Porto Vecchio, cosa che avevamo già messo in preventivo qualche anno fa e poi anche nel programma della maggioranza. Stiamo andando verso l'estate, quindi stiamo un po' scendendo con le cose, però siamo sempre attivi e sempre sul pezzo. Allora io ringrazio il consigliere di Forza Italia Andrea Giovannini e buon lavoro, buon giro in moto anche. Grazie a voi, ciao Laura, ci siamo visti qui insieme, ciao. Grazie Laura, grazie. a te della linea, Grazie e noi ci mille. spostiamo e andiamo in Piazza della Libertà. Ciao Laura. Piazza Libertà, allora ci rivedremo là, e abbiamo sentito le parole del consigliere Giovannini per quanto riguarda i consigli appunto della terza circoscrizione, ma ci spostiamo invece alla sesta con Barbara Odorico. Quali sono le cose di cui vi state occupando in questo momento proprio in sesta? Allora, a parte questa sera abbiamo consiglio alle 19 e abbiamo come ospite l'assessore Babuder che viene a trovarci, abbiamo un paio di temi da affrontare con lui. Questa è sicuramente un'occasione, no? Per un confronto, per avere un modo anche di interagire direttamente con gli uffici comunali. E la cosa così che in questo momento è calda sul tavolo della circoscrizione è il tema un po' spinoso di una strada che i residenti ci hanno chiesto di fare a senso unico, che è una parte di via Fra Pace d'Avedano a San Luigi, facendo un sopralluogo effettivamente una strada strettissima, e anche molto in salita, se non molto in salita, no? E anche, ma soprattutto non solo in salita, ha anche molti
punti ciechi, perché mentre Via dei Porta è in salita ma è un rettilineo e quindi ha una visibilità, no? Uno riesce a vedere chi entra, chi va su, chi va giù, mentre Via Fra Pace d'Avedano ha parecchie curve in salita e molto strette, quindi diventa una cosa molto, molto difficile. E i residenti hanno raccolto parecchie firme, un'ottantina. Lì comunque ci sono anche palazzine piccole, ci sono casette, c'è un po' di tutto, che hanno richiesto questa strada a senso unico fino a una certa numero civico, perché poi diventa un problema. Adesso siamo in contatto, abbiamo fatto questa proposta, l'abbiamo accolta come consiglio circoscrizionale, l'abbiamo portata agli uffici competenti, adesso ci sarà un tavolo con anche l'ingegner Bernetti e gli uffici per valutare se effettivamente è fattibile o meno, perché chiaramente loro come tecnici devono dare il parere di fattibilità, anche perché ci sono poi tante piccole cose da verificare, banalmente le vie d'uscita, se ci sono più o meno possibili ingorghi che poi vengono causati. Diciamo che secondo me è la strada da percorrere, anche perché se ci sono due macchine bloccate, deve passare un'autoambulanza o dei vigili del fuoco, vengono completamente bloccati da questa situazione. E i residenti mi hanno confermato che quando succede diventa un po' complesso, perché ci sono certe persone che vanno nel panico e non riescono a sbloccarsi, quindi e non ci sono neanche tante zone dove poter mettere la macchina. Addirittura è successo, mi raccontavano che anche due scooter si sono scontrati, quindi sono addirittura scontrati, diventa una cosa piuttosto stretta, tortuosa, in salita, quindi non andate a vederla, perché guardate su Google Maps, perché è meglio, perché veramente è una strada bruttina. Daremo un'occhiata. È bellissima dal punto di vista del panorama, però le case eccetera, però insomma da percorrere non così bella. Poi abbiamo anche parliamo fra poco di altri due temi molto importanti della circoscrizione, ma sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno, c'è qualcuno in linea? Fischio d'arena? Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere, sono Antonio, volevo chiedere alla signora, vedi che è una bella donna e complimenti anche, ecco. E poi immagino che sia anche una mamma, ecco, e farebbe un figlio per poi venderlo come se fosse un oggetto al mercato. È un tema molto delicato, insomma non mi sentirei di affrontare in questo modo, però abbiamo capito la sua richiesta, vuole intervenire sulla questione del cosiddetto utero in affitto. Grazie Antonio, mi scusi ma è molto disturbata la telefonata, comunque abbiamo capito insomma la richiesta anche un po' forse eccessivamente provocatoria, attiene ai temi comunque dell'etica. Diciamo che sono temi estremamente delicati, sia per chi affronta una situazione del genere, ma anche per chi la richiede, perché comunque il fatto di non poter avere un figlio e di non riuscire ad averlo come la natura dovrebbe darci la possibilità è comunque un tema che tante volte distrugge persone, distrugge matrimoni e via dicendo, quindi effettivamente è un tema molto personale, molto delicato. Che non mi addentro, perché non è proprio il caso di affrontarlo. Infatti si sta discutendo molto di questi temi, anche spesso a proposito e senza tener conto di tutto quello che con la sua sensibilità ha ben evidenziato, no? Perché ci sono tante sensibilità sotto. Che tante volte uno pensa soltanto a una parte, invece bisogna sempre considerare la difficoltà di entrambe le parti. Tante volte è successo che ci sono stati gesti d'amore che hanno interagito per dare aiuto a queste persone che non potevano avere mamme o sorelle, esatto, quindi no? che dopo sono... per tanti versi sia cose difficili anche da percepire, ma sono gesti d'amore, è difficile da dare un giudizio definitivo e anche lapidario su un argomento del genere. Come si fa spesso, si dice appunto o sì o no, in questo caso non è possibile, o bianco o nero, non è possibile, non è possibile, perché è una cosa veramente complessa e ripeto, quando si trattano di queste cose
entra l'umanità della persona, entra il bene, anche qualche volta l'esistenza stessa delle persone, quindi è molto molto difficile dare un giudizio così secco, bisogna mettersi non è possibile. nei panni Sì. delle altre persone, come dicono gli inglesi, camminare un po' con le scarpe altrui, Sì, no? sì, È una sì, bella espressione. sì. Che rende l'idea, e dovrebbe esatto. essere forse quella che tante volte dovremmo indossarla più spesso per riuscire a percepire gli altri in maniera diversa e forse vivere un po' meglio. Sono molto d'accordo con questa visione, insomma, ci troviamo molto, molto d'accordo. Allora, c'è un altro intervento sulla piscina terapeutica da parte di Giampaolo, che ci scrive: va bene demolire e ricostruire questa, ma considerata la popolazione di Trieste e vicini confinanti, perché non si costruisce una magari con altre attività vicine a Banne per gli abitanti dell'altipiano? Mozione presentata dal centrodestra con il recupero di tutto il complesso caserma di Banne e terreni, e richiesta da parte di associazioni e consorzi dell'altipiano, e una in Porto Vecchio. Cioè, dice il signor Giampaolo, a prescindere dalla piscina terapeutica che va ricostruita adesso lì nel posto dove si demolisce, però ce ne vorrebbero altre, no? Per soddisfare un po' tutte le esigenze della popolazione anche vicina. Sì, diciamo che un po' troppo noi vogliamo la cosa troppo vicina. Ecco. Siamo Trieste, gli abitanti sono quelli, sì. Il territorio è quello, non è che da una parte all'altra di Trieste ci metteremo al massimo mezz'ora, quindi il fatto di voler a tutti i costi avere tutto quanto sotto casa mi sembra un po', poi magari alla fine le attività o le piscine che ci sono non hanno abbastanza ospiti per mantenersi poi economicamente. Ricordiamo che a San Giovanni c'è una piscina che comunque funziona e va avanti, insomma è una cosa molto che dà anche vita al rione. Infatti, però appunto ce ne sono tante, quindi andare a costruire ancora un'altra sinceramente la vedo un po' così, fare un qualcosa proprio per avere sempre sotto casa il servizio. Forse sarebbe eccessivo e non sostenibile dal punto di vista anche economico. Ma assolutamente sì, perché poi sono cose che devono essere mantenute, insomma ricordiamo la piscina non è soltanto l'acqua che butto dentro, cioè bisogna pulirla, certo. Bisogna mantenerla, bisogna avere il personale di controllo, bisogna avere mille cose attorno, poi se abbiamo una piscina che viene utilizzata per solo nuoto, bisogna avere comunque anche l'insegnante, certo. Uno dice la piscina non è la piscina di casa, quindi insomma e anche quella va mantenuta perché sennò diventa verde, esatto. Ecco, quindi insomma sì, non è facilissima la cosa, sì, tutto bello, però riuscire ad avere le cose tanto vicine a casa non è sempre sostenibile. Mentre appunto la piscina terapeutica, ricordiamo, ha l'esigenza proprio di essere in centro città, sì, perché deve essere accessibile proprio alle persone che hanno questo bisogno. Volevo invece ricordare una cosa, l'altro giorno avete fatto un intervento alla stazione. Sì. Io vado spesso perché vado a recuperare la figlia che viene, torna, va, eccetera, dalla stazione, e io vedo sempre tantissime macchine ferme lungo la parallela alla stazione, la strada, no? Sì. E c'è una confusione tremenda di sera, di mattina. Io quello che dico, non so, secondo me tanti non lo sanno, ma la macchina al Silos può essere posteggiata per mezz'ora gratuitamente. Quindi in effetti quando si va lì si posteggia la macchina, si porta la persona o si raccoglie la persona e in realtà il tempo è quello e non paga €1. Quindi mi piacerebbe che anche questo sia un messaggio da diffondere, perché così magari si evitano... Si accalca tutti in quei 4-5 posti. Sì, no? cioè le persone sono tutte lì ferme, ma in realtà uno può tranquillamente andare al Silos, visto che comunque viene utilizzato adesso sempre di più, perché nel tempo vedo che effettivamente è sempre più pieno di macchine, soprattutto straniere ho visto. È vero. E, certamente è un ingresso al Silos non molto simpatico, è molto stretto e tortuoso, non è bellissimo, però è un qualcosa di utile e che elimina poi il problema del traffico che c'è là sotto ogni volta che si accalcano certi treni. È vero, è un ottimo suggerimento. Fra l'altro fra poco ci sposteremo con il nostro Gianluca Paladin proprio nella zona di Piazza Libertà, a fra pochissimo ci fermiamo per un po' di pubblicità.
Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, sempre in compagnia della vicepresidente della sesta circoscrizione Barbara Odorico. Allora, in circoscrizione si sta parlando anche della questione camper, no? Sì, ne parlavamo adesso fuori onda. Sì. C'è questa problematica dei parcheggi, dei camper stanziali quasi. Abbiamo due situazioni distinte, due segnalazioni assolutamente distinte. Una è quella di Via Cumano, che diciamo si interfaccia anche con un problema di carico-scarico merci, di cui già vi siete occupati anche noi, anche il telegiornale di Tele4, e chiaramente ci sono i camper che si posteggiano creando alcuni problemi. Essendo molto alti, in quella zona un po' buia, un po' isolata la sera, diciamo che creano un po' di ansia alle persone che passeggiano magari col cane o che tornano a casa la sera, perché essendo alti non danno visibilità a quello che succede dietro. Esatto. E invece un'altra segnalazione altrettanto importante è in via San Pasquale, sempre causa camper. La residente ha fatto presente che nella zona di via San Pasquale anche l'autobus ha difficoltà nel far manovra, perché chiaramente l'ingombro del camper è diverso di una macchina. Quindi diciamo il suggerimento che viene fatto agli uffici è di creare in certe zone dove effettivamente si nota il problema più forte gli stalli esattamente per le macchine, quindi in quel caso il camper non può posteggiare lì, perché bisogna ricordare a tutti che comunque il camper è considerato autovettura, quindi può posteggiare giustamente anche dove vuole, però il problema è che rimangono per tanto tempo, anche lì bisogna anche che chi ha possessore di camper si ricordi di non posteggiare vicini prossimità della segnaletica verticale, perché quello è comunque una situazione sanzionabile, e chiaramente quando ci si trova dinanzi a degli stalli troppo piccoli, anche in quel caso se va fuori dal tracciato è sanzionabile. Quindi se effettivamente in certe zone le strade sono più strette, quindi la stazza del camper dà problemi anche alla circolazione, soprattutto degli autobus, diciamo che il comune dovrà intervenire, insomma, sicuramente. In qualche modo. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Saluto la redazione, la gentile ospite e a tutti quanti i telespettatori di Tele4. Se volevo fare due segnalazioni inerenti alla sua circoscrizione, gentile ospite. Allora, la prima riguarda in via San Pasquale da lei menzionata, se vuole magari prendere nota, in via San Pasquale all'altezza del numero 40 e all'altezza del numero 46, vado a memoria, dunque all'altezza del numero 40 ci sono dei cavi di servizio tipo telefono, elettricità, queste cose qua che fuoriescono dal muro e sono così liberi, come non so spiegarle, senza protezione alcuna. Meriterebbe un'occhiatina, perché comunque diciamo, se non sono pericolosi comunque rovinano l'estetica e il decoro della zona. Via San Pasquale 40 mi ha detto? Sì, di fronte al numero 40 e all'incirca tra il 46 e il 50 di fronte, e lì c'è o una rottura di tubazioni dell'acqua o una rottura, oppure c'è qualche iniziato così un po' imbrigliato. Ecco, siccome lì sarebbe opportuno intervenire, perché comunque dà più una sensazione di risorgiva di montagna che effettivamente diciamo di quello che dovrebbe essere il paesaggio di città. Questa è la prima. Il numero 50, mi scusi, la seconda che mi ha detto? Prego? La seconda segnalazione è il numero 50 di via San Pasquale? Di fronte al numero 50, subito dopo, avendo la città alle spalle, subito dopo ai bottigli delle immondizie. I bottigli delle immondizie sono circa il 46, circa 46-48, questa fuoriuscita di acqua, questo sversamento di acqua è all'incirca il numero 50-52. Ecco, più o meno la zona è questa, non so se si può far vedere, poi andiamo da Gianluca. Vabbè, l'avremmo trovato. E poi volevo segnalare un'altra cosa, Villa Sassonia e Storia di Fiume, lì c'è diciamo, l'epicentro della sesta e la settima
e non mi ricordo ancora, ci sono tre circoscrizioni che coprirscono lì. Allora, volevo segnalarle per quello che riguarda la sua pertinenza, che i cavalli all'interno del parco di Villa Sertorio sono, diciamo, in uno stato fatiscente proprio. Allora, io suggerisco due cose: se hanno un valore storico di, diciamo, restaurarli urgentemente, se non hanno un valore storico di abbassarli, perché effettivamente sono anche pericolosi. Capito. E questo non è che lo dico io, basta andare a vederli, non è i filmati su. Grazie, buongiorno. Grazie della segnalazione, insomma ci siamo appuntate le segnalazioni del telespettatore. Torniamo da Gianluca Paladin che si è spostato nel frattempo in zona Piazza Libertà. Allora, vediamo alle tue spalle c'è anche una macchina della polizia locale, Gianluca. Sì, presidio fisso della polizia locale partito da questa mattina, esattamente come detto dal sindaco ieri ai microfoni di Tele4. Abbiamo parlato con i vigili proprio poco fa e ci hanno confermato 2 pattuglie a controllare Piazza della Libertà. Una è questa che vedete nelle immagini di Enzo Iannacone, una è dall'altra parte della piazza che adesso si sta muovendo. I vigili, i poliziotti sono in questo momento in piazza a controllare che tutto proceda al meglio, che non ci siano situazioni di degrado come orinare in pubblico piuttosto che lasciare a terra vestiti e altre cose e immondizie. Questa è la statua di Sissi, appunto oggetto della polemica. Guardate dietro la statua, guardate come è presa la situazione, un acquitrino, una latrina a cielo aperto, come raccontato anche dal sindaco e come raccontatoci dall'assessore al verde e all'urbanistica Michele Babuder, che ci ha parlato anche stamattina raccontandoci che ogni giorno la piazza viene pulita, ogni giorno viene attenzionata. Fino a un'ora fa, ci hanno raccontato i vigili, qui sarebbe stato un disastro, cioè era molto peggio di come lo vedete. Comunque vedete c'è addirittura una scarpetta, c'è una scarpa lì per terra sotto i cespugli, un pallone bucato, una bottiglia, quello che sembra un giubbotto ma si sta piano piano praticamente integrando con il terreno, bottiglie di birra rotte, insomma c'è un po' di tutto in Piazza della Libertà. Ma la notizia, Laura, è che quello che ha detto ieri il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza si sta manifestando. Adesso i vigili, dopo aver contribuito a pulire e a far sgombrare alcune persone, vanno via. Ci hanno raccontato che stamattina hanno trovato una situazione abbastanza critica, hanno dovuto svegliare coloro che dormivano sulle panchine e insomma fargli mettere a posto un po' le cose. E come potete vedere comunque è ancora viva Piazza della Libertà, qui ci sono comunque dei migranti che stanno stazionando, chi lava i propri vestiti, chi per esempio si sta riposando, quindi insomma è un luogo che continua a far parlare di sé, in quanto, come raccontato spesso, sicuramente biglietto da visita della città. Poi è anche vero che queste persone non possono sostare così in mezzo alla piazza, alcuni probabilmente attendono anche il trasferimento piuttosto che vedere delineata la propria situazione in una struttura di accoglienza. Ovviamente sono tante i fattori che vanno analizzati in questo contesto. Quindi Laura, sostanzialmente appena siamo arrivati i vigili hanno subito parlato con noi e ci hanno raccontato la gestione della piazza. Di fatto da oggi ogni giorno dalla mattina ci sarà un presidio per qualche ora e credo che a spot arrivino anche durante la giornata. Non so se poi si alterneranno con la Polizia di Stato e con i carabinieri che controllano anche le generalità e i documenti, se li hanno, delle persone che sostano in questa piazza. Però insomma questa è la situazione. C'è qualcuno che riposa, in fondo c'è un giaciglio, quello che è
un vero e proprio giaciglio di qualcuno che ha passato la notte a dormire qua, quindi ecco una piazza che vede comunque adesso la pulizia, perché come puoi vedere per terra sulle panchine non c'è più nulla, è stato tutto ripulito e così sarà praticamente ogni mattina. Noi stiamo anche aspettando che arrivi Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, per parlare con lui e ci racconterà anche alcuni dati, alcune iniziative credo che riguardano l'accoglienza e tutto ciò che ruota intorno alla rotta balcanica. Gli faremo commentare ovviamente anche le parole del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che ieri appunto in tono anche un po' arrabbiato ha sottolineato il fatto che vuole che la piazza sia altro, vuole che sia un tutt'altro biglietto da visita per Trieste, per chi arriva da Viale Miramare e per chi arriva in treno. Ultimo scorcio della piazza che vi mostriamo, dove appunto altri due ragazzi stanno sostando e quindi insomma la pulizia è appena stata fatta, non ci sono più i bottini dell'immondizia che traboccano, tutto è stato raccolto, quindi insomma Laura possiamo dire che è vero che viene pulita ogni giorno, ma è anche vero che poi è presto che torna a sporcarsi la piazza, perciò così la decisione di intensificare la presenza delle forze dell'ordine anche per aiutare in questa situazione. Non dimentichiamo che poi il pomeriggio qui arrivano anche le associazioni che si occupano dell'accoglienza dei migranti, che arrivano per rifocillarli, per portare loro cibo, acqua e anche indumenti, quindi questo è anche un punto vero e proprio di ritrovo e di aggregazione, magari per chi dopo un viaggio lungo non ha niente con sé e ha ovviamente bisogno di generi di prima necessità. È una situazione molto particolare che va attenzionata da tutti i punti di vista e ovviamente è questo che ora si sta facendo. Con queste immagini io ti cedo la linea, aspettiamo il presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Grazie Gianluca. Allora sul Silos ci scrive Sonia: ho posteggiato solo una volta il Silos, è un posteggio brutto, molto scuro, personalmente ho avuto paura. Non so se in questi anni lo hanno un po' ristrutturato, proverò ad andarci di nuovo per vedere se le cose sono migliorate. Insomma, dicevamo prima, non è bellissimo, però è comodo per quella diciamo che situazione le consiglio di usare l'ascensore anziché le scale, perché le scale puzzano. Buongiorno, approfitto dell'occasione per ringraziare pubblicamente la vicepresidente Barbara Odorico per la grande lealtà dimostrata fin dall'inizio consigliatura e che continua in questo mio momento di difficoltà, ci scrive Paolo Perini, che la ringrazia. Insomma, il nostro presidente. Lo salutiamo, allora che vivo con serenità, almeno sotto questo punto di vista, perché sono sicuro di aver affidato la gestione della circoscrizione a una persona che come me mette al primo posto l'interesse del cittadino. Il confronto tra noi continua anche in questo momento di mia forzata assenza. Il lavoro di presidente di circoscrizione è molto impegnativo se fatto con coscienza. Grazie Barbara, insomma salutiamo davvero Perini per queste parole. In bocca al lupo, davvero un abbraccio. Sì. Allora, una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, non è la prima volta che intervengo e volevo pregare la consigliera di fare un piccolo giretto in via D'Angeli e soffermarsi un attimino all'altezza del numero 17, dove c'è quell'isola ecologica con i bottini che straripano a 1,5 metri dalla cucina. Pensate voi adesso, questo caldo, con i piccioni, le pantigane, in che situazione si trovano quelle persone che abitano in quella casa. Senza contare che tra Scala Bonghi e via dell'Eremo ce ne sono ben 6 isole ecologiche. E questa al numero 17 è a 1,5 metri dalla cucina. Dalla finestra della cucina. Esatto, ecco, se la consigliera fa un giretto e valuti anche lei se è pensabile anche per l'igiene avere così vicino un'isola che strabocca. Sempre i bottini straboccano sempre di immondizia. Capito, e ho fatto diversi interventi, diverse volte ho fatto questa segnalazione, però
Ancora non è risolto. Invece io mi ero informata proprio di questo intervento, perché se non sbaglio ero io ospite qualche tempo fa, che c'era l'ascoltatore che mi ha fatto questa richiesta. Ho parlato con gli uffici proprio per questo discorso dei bottini, perché lei segnalava che in una zona ce n'erano tantissimi e invece in altre zone era praticamente il deserto dei tartari, non ci sono bottini. Partire da via San Pasquale. Come no? Da via San Pasquale a Scala Bonghi c'è soltanto uno in inizio. Esatto. Gli uffici, la risposta che mi hanno dato gli uffici è questa, che nell'installazione dei bottini delle immondizie ci sono tante problematiche da tenere presente. Purtroppo in una certa zona dove non ce ne sono tantissimi passicarai e quindi non riescono a inserire questi bottini in un'altra zona. Io farò presente nuovamente. Sì, non è il caso di via d'Angeli, perché in via d'Angeli non ci sono passicarai. Così mi ha risposto l'ufficio. Questa è una bella scusa, anche perché in via d'Angeli ci sono tanti passicarai, che tutte le strade. Sui numeri dispari no. Sui numeri dispari, quindi dall'altra parte. Strada, ho capito, sì. Guardi, le assicuro che chiederò di nuovo, soprattutto per il discorso delle finestre, insomma, che non è sicuramente igienica la sua situazione. Mentre le altre isole ecologiche non sono vicine a cucine o stanze o delle finestre di case, soltanto questa che è proprio a ridosso, crea disagio, capiamo assolutamente. Sì. Va bene. Farò una nuova segnalazione, vediamo cosa mi rispondono. La ringrazio di niente. Grazie. Una donna che ha la tempra della nostra consigliera riesca a smuovere questo installo. grazie, è troppo buono. Lo speriamo, dai, insomma si era già informata, ricordavamo questa telefonata appunto da parte del nostro telespettatore. Allora, poi ritorneremo naturalmente anche in Piazza Libertà, come diceva il nostro Gianluca Paladin, ci sarà anche Gianfranco Schiavone per parlare un po' della situazione della rotta balcanica, ma andiamo in via Bonomo, via Bonomo, zona calda, zona caldissima della nostra città e che è stata all'attenzione anche recentemente per un ennesimo episodio di rissa, scazzottate, eccetera. Io sono in contatto con i residenti da ormai 2 anni, ce ne siamo occupati anche con il Presidente Perini e con tutta la circoscrizione in realtà fin dall'inizio della nostra consigliatura. Abbiamo interagito con gli uffici da subito chiedendo assemblee, quella volta erano soltanto via web, non ci si poteva vedere, quindi sicuramente questo ha creato qualche rallentamento in più, perché quando ci si parla faccia a faccia sicuramente si ottiene qualcosa secondo me di più, perché si riesce a interagire e a capire meglio la situazione. Diciamo che quella zona lì è una zona difficile, siamo sempre però alla richiesta di intervento delle forze dell'ordine. Io so che la polizia, i carabinieri e la polizia locale intervengono, spero che riescano a farlo quotidianamente, non ho modo di verificarlo, però so che è tra le priorità delle forze dell'ordine questo, perché i residenti sono effettivamente molto preoccupati, molto stufi di avere continuamente situazioni in cui sotto le loro finestre non solo ci sono persone che stanziano, ma sono persone che a volte utilizzano, fanno uso di stupefacenti, come si è visto dal video dell'altra settimana, fanno a botte e si sa che quella zona lì è stata anche teatro di cose ben più gravi negli anni scorsi. Quindi effettivamente gli uffici, so che gli assessori anche, poi c'è stato il cambio dell'assessorato, quindi c'è stato un attimo di assestamento, so che sono attenti e presenti sul pezzo. Purtroppo, come si dice sempre, è una questione anche di burocrazia che impedisce un po' un lavoro diciamo veloce e un puntuale risolvimento della situazione veloce. Non è possibile farlo. Sì, però bisogna restare sul pezzo e rompere le scatole in continuazione e dare giù e andare avanti in continuazione a chiedere.
questo è stato fatto prima dal Presidente Perini, poi adesso da me e da tutto il nostro Consiglio. Ricordo che le mozioni che sono state fatte anche in quest'ambito nel nostro Consiglio sono state portate avanti da tutti, quindi è stato un discorso unanime. Poi diciamo che adesso c'è il progetto di questa educativa di strada, che in realtà dovrebbe cercare di aiutare queste persone. La mia sensibilità mi porta a dire che bisogna aiutare, perché non è che possiamo spostarli da via Bonomo in un'altra via, perché in realtà si sposta il problema ma non viene risolto. Anche lì risolvere il problema è un po' difficile, perché siamo in una situazione di persone con grossi disagi, ci si scontra con il fatto che alle volte non vogliono magari neanche essere aiutate. Assolutamente, è difficile avvicinarsi a queste situazioni, però le cose non possono andare avanti sempre così, perché bisogna in qualche maniera intervenire, anche perché le persone comuni, le persone che vanno al lavoro, vanno a fare la spesa, portano fuori il cane, si fanno la loro vita, diciamo, in maniera tranquilla e serena, vogliono restare tranquilli e sereni, e avere interferenze di questo genere sono cose che fanno paura. Io so che anche alcuni residenti mi hanno segnalato che hanno anche paura ad uscire, qualche volta sono stati anche presi un po' a male parole, per carità, per il momento non è successo nulla, però situazioni di questo genere creano anche insicurezza, perché uno se si risponde o comunque si interagisce con queste persone, poi è sempre comunque dalla parte del torto, perché loro sono sempre protetti, e questa è una cosa che se da un certo punto di vista è capibile, dall'altra no, perché non è corretto che se tu mi vieni, mi aggredisci, mi stuzzichi, e sei sempre tu quello che è ma povero. Povero no, cioè bisogna un attimo anche finirla con questo discorso, perché ok, povero sì, però ti abbiamo dato tante cose, cerchiamo di aiutarti, non ce la fai, capisco che non tutti riescono, una piccolissima parte di queste persone riesce a venirne fuori. Però dobbiamo sempre metterci di mezzo nella nostra vita, cioè questa è la problematica secondo me che io sento dai residenti, dalle persone che vivono lì. Questa è la percezione che ha, insomma, da quelli che abitano nella zona e che insomma convivono quotidianamente con questo problema. Il discorso anche di Piazza della Libertà, no? Cioè, adesso vedo uno che butta, ho visto il servizio lì che c'è le immagini, che buttano nei cestini. L'altro giorno c'erano le immagini dei cestini vuoti e tutte le immondizie attorno, e dico ok, questa associazione dà aiuto, conforto a questi disgraziati che arrivano, ma insegnali anche a buttare le cose nei cestini e non mollarle per terra, cioè insegna un po' di educazione civica e ricordarti che sei a casa, sei in Italia, vieni accolto, ti diamo certe cose, però cerca di comportarti di conseguenza e non come fossi a casa tua, perché sei andato via da casa tua, tu sei andato via da casa tua perché stavi male e non puoi comportarti come ti comportavi là, perché evidentemente c'è qualcosa che non va in questo. Però insomma la situazione è anche molto più complessa in Piazza della Libertà, ma siamo anche lì, se vengono le forze di polizia e li spostano vorrei capire dove vanno, spero non nelle periferie, ecco. Non nelle periferie, magari in via dei Bonomo, esatto. c'è già un altro problema, vabbè, al di là della battuta. C'è Luca che ci scrive: probabilmente non è un tema all'ordine del giorno, però vorrei segnalarvi ugualmente quanto mi è capitato ieri. Ero in zona Fernetti, ho dato uno strappo verso Picina a un ragazzo ospite della struttura Casa Malala, me ne ha parlato bene, gli viene garantito tutto l'occorrente per vivere dignitosamente la permanenza nella struttura, ma l'unico neo è la pulizia dei bagni, che ha affermato essere molto borderline. Vorrei farmi carico della sua segnalazione e inoltrarla a voi nella speranza che a vostra volta possiate girarla a chi di dovere. Si può chiedere di garantire una pulizia maggiore e più costante dei bagni di questa struttura, ma magari si può provare a girare. Io anche faccio un appunto, qualche volta dipende quante persone utilizzano il bagno, e magari il bagno viene pulito una volta al giorno, però se quello che viene dopo è un maleducato e sporca, siamo appunto a capo, e fa tutto parte dell'educazione delle persone, e in certi casi certe persone non sanno nemmeno come usare il bagno, insomma, quindi
Allora, rinnovo la segnalazione sulla carenza di posti auto davanti al Parco Revoltella con uso di una bella parte di essi adibito a camper, camper in stallo sia di proprietà dei residenti della zona, quindi che non hanno nulla a che vedere con l'uso del parco, usato tantissimo dai bimbi con nonni e genitori. Al seguito la strada è molto trafficata e la velocità è sostenuta, scrive Renata, ha ragione, no? Concordo perché insomma passo spesso per quelle zone. Vedo sicuramente la zona che è presa come posteggio camper. Mi rendo conto che chi ha il possesso del camper ha diritto ad avere un posto dove tenerlo nei periodi che non lo usa. Probabilmente bisognerebbe trovare una sistemazione ulteriore, perché so che c'è Bovedo che ha un'area adibita camper, sopra il Giulia c'è un'area adibita camper proprio solo per loro il posteggio, che credo che sia a pagamento, però non ricordo esattamente l'importo della sosta. Bisogna anche far capire ai possessori di camper che bisogna venirsi un po' incontro, insomma, c'è un diritto per loro posteggiare, però è anche sbagliato utilizzare metà posteggio del Villa Revoltella per i camper, quando invece potrebbe essere utilizzato di più per andare al parco e farsi una passeggiata, portare i bambini a giocare e prendere un po' d'aria, insomma. Quindi effettivamente penso che una delle cose da fare è trovare un'altra zona da adibire a posteggio per chi usa camper. Ricordo che è anche bruttissima la zona dove c'è via von Broek, c'è lo scarico dei liquami dei camper, sì, ed è una zona orribile. Io mi immagino, perché ne ho visti parecchi di camper che passano e si fermano lì anche di turisti, quindi non solo il triestino, ma turisti che sono là così, che guardano in giro perché si ritrovano un attimino in una situazione così, ed è questo posto sotto la superstrada, sì. Quindi chiaramente ha senso, cioè, non è che si va a fare una cosa bella, però un qualcosa di un attimino più consono a una città turistica come siamo e come andiamo ad essere. Bisogna diciamo lavorare molto anche su queste cose, quindi anche il turismo camper e quindi anche delle attrezzature e dei servizi adatti. Allora, grazie a Barbara Odorico per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro, torni presto a trovarci. Quando volete, grazie a tutti. Benissimo, grazie molte, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo avremo ospite in studio il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cosolini, a fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno al consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cosolini. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Ben arrivato. Allora ieri avete parlato molto di sanità, no? Non soltanto, ma in particolare poi vi siete concentrati sulla sanità. Al circolo del Partito Democratico a San Giacomo c'era questo incontro ieri sera. Allora com'è andata, le chiedo intanto? Sì, c'era un'assemblea pubblica, devo dire piuttosto partecipata, era dedicata un po' ad una valutazione, un bilancio di questi primi mesi di Consiglio regionale. È inevitabile che la stragrande maggioranza dell'attenzione e, se vogliamo, anche del tempo dedicato al mio intervento abbia riguardato il tema della sanità. Vista la preoccupazione crescente che c'è per la tenuta del nostro sistema di sanità pubblica, gli indicatori sono quelli che sapete, la difficoltà crescente a erogare le prestazioni, la fuga dei professionisti dalla sanità pubblica e la necessità di affrontare a tutti i livelli. Sicuramente ci sono problemi nazionali, ma ci sono anche delle criticità regionali proprie di questa regione, di affrontare questo problema prima che sia troppo tardi,
e quindi prima che l'idea di sanità che abbiamo in qualche modo vissuto negli ultimi 30-40 anni in questo Paese, ovvero quella di un diritto universale e accessibile, no, venga pesantemente messa in discussione per trovarci improvvisamente in una situazione in cui i servizi non sono più garantiti se non a chi può permettersi di pagarli. E quindi è la direzione insomma di salvaguardare la sanità pubblica e non puntare sulla privata? Guardi, allora personalmente, anche per sgombrare il campo dagli equivoci su questo tema, io ritengo che un concorso del cosiddetto privato convenzionato a erogare delle prestazioni di per sé, se mantenuto entro limiti fisiologici, sia più che accettabile, anche perché se questo contribuisce a ridurre i tempi di attesa dei cittadini che devono farsi un'ecografia, che devono farsi dei raggi, che devono farsi gli esami del sangue, che devono fare degli interventi leggeri come una cataratta, ebbene ci sia pure il privato convenzionato. Il problema è se il pubblico ha la regia vera del sistema e quindi oltre ad affidare le prestazioni le controlla, le valuta nella loro qualità e quindi nella loro rispondenza agli standard per garantire la salute ai cittadini, e poi se il pubblico, e qui c'è la vera criticità che stiamo affrontando, dispone delle migliori professionalità. Ecco, quando venisse a cadere questo tipo di condizioni, quando le migliori professionalità e le migliori tecnologie fossero nel privato, ecco che la sanità pubblica rischierebbe di andare definitivamente in crisi. Io so bene che la Regione dice i problemi sono comuni a tutti. Ci sono è un po' la risposta che ci ha dato anche ieri, ad esempio, il Presidente Sì, ci sono problemi comuni a tutti e poi ci sono i problemi che possiamo cominciare ad affrontare a casa nostra. Il clima all'interno delle aziende è un clima pessimo che incoraggia quindi le fughe e gli abbandoni, e qui ci si chiede, e non è mai troppo tardi per rimediare nelle prossime scadenze, se le scelte in materia di management nelle aziende della Regione, ovvero delle figure apicali, sono state le scelte migliori possibili, oppure se i migliori sono stati in qualche modo lasciati andare via e se si sono fatte scelte su criteri diversi, perché poi la capacità dei manager incide inevitabilmente su come si lavora all'interno delle aziende e quindi su come le persone vivono sul luogo di lavoro. Alcuni indicatori per la nostra regione di questi anni sono pesanti e non si può far finta di niente. Noi non andiamo bene in termini di tempistica di erogazione delle prestazioni specialistiche, stiamo peggiorando anche rispetto ad altre regioni italiane. Noi abbiamo avuto il tasso di mortalità più elevato d'Italia in rapporto agli abitanti nella seconda ondata del Covid. Insomma, ci sono dei problemi che dobbiamo valutare qui e affrontare qui, senza rimandare sempre a livelli superiori. Io poi so che la carenza delle vocazioni in qualche misura è un problema nazionale e so che la fuga dal pubblico verso il privato è anche un problema nazionale, ma in ogni caso qui sono disponibili alcuni strumenti per ridurre l'impatto di queste criticità, e quindi bisogna riconoscere che se avremo manager bravi e capaci nelle aziende si lavorerà meglio e la gente starà meglio. Non succederà che un infermiere attenda 6-8 mesi il pagamento degli straordinari che ha fatto, in una situazione in cui, ci ricordano sempre anche Federica Riccardi, i soldi ci sono e non sono mai stati tanti come adesso. Bene, fortunati e se vogliamo anche bravi ad avere tanti soldi come non ce ne sono mai stati in passato, ma proprio per questo che uno aspetti 6-8 mesi per vedersi pagare gli straordinari diventa assolutamente inaccettabile. Sarebbe comprensibile se ci fosse una carenza di risorse, ma è incomprensibile se non c'è una carenza di risorse. Nel momento in cui i soldi ci sono. Sì, se la collaborazione anche delle persone venisse sollecitata
tratta, quando parlo di collaborazione, dico incoraggiare i professionisti a dire il loro punto di vista, a contribuire al miglioramento dell'organizzazione, a contribuire perciò a risolvere le criticità dei servizi, ecco che le motivazioni delle persone sarebbero superiori a quelle che vengono date dall'atteggiamento e dal clima del lavoro e stai zitto, che mi pare sia il primo comandamento dentro le aziende del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. E questo a testimonianza insomma del clima di cui ci parlava prima. Allora, visto consigliere, siamo con le nostre telecamere in Piazza Libertà a documentare insomma un po' la situazione oggi. Ieri abbiamo parlato molto di Piazza Libertà per lo stato di degrado in cui versava, oggi è stata fatta un po' di pulizia, sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale su richiesta anche del sindaco, l'abbiamo sentito ieri proprio in questo spazio, spazio di Sveglia Trieste, e c'è anche una mail che parla di questo, ma poi parliamo un po' in generale della situazione di Piazza Libertà. Ci scrive il signor Paolo, credo, sì. Dice: guardando il vostro servizio di Piazza Libertà, dice uno schifo, è mai possibile, il verde non esiste, tutto secco, manca la manutenzione. Poi a riguardo appunto dei clandestini, perché a Capodistria non esistono, si domanda, vabbè, non c'è uno in ogni supermercato, siamo i più solidali, recintare il monumento, dice questo telespettatore. Parte però dal verde, no? Dal verde mal tenuto, e poi si allarga insomma la situazione. Il verde è un problema di qualità della manutenzione dei parchi, dei giardini, degli spazi verdi da parte del comune. La situazione certo non è buona, direi che è peggiorata nel tempo, e qui evidentemente vanno chiamati in causa gli uffici responsabili e i soggetti che hanno in appalto, visto che tutti i servizi sono di fatto esternalizzati, hanno in appalto la manutenzione del verde. Per quanto riguarda il problema delle persone lì, dei migranti richiedenti asilo, allora, poi possiamo recintare i monumenti, possiamo recintare la piazza, possiamo recintare un po' quello che vogliamo, no? Io credo che abbiamo ormai capito che questi flussi non si fermano. Ci sono anche dei turisti, vediamo, che fotografano in questo momento. Stiamo vedendo proprio questi turisti che hanno approfittato così questa inquadratura che il nostro Enzo Iannaccone ci sta proponendo. È arrivata una turista, ha fotografato proprio il monumento a Sissi. Sicuramente ci sono anche i turisti, per fortuna di turisti ne abbiamo e ne abbiamo tanti. Mi verrebbe da fare amaramente una battuta. Quando ero sindaco ricordo che la grande campagna dell'opposizione, del centrodestra, della destra, la colpa era del sindaco. Poi il sindaco è stato cambiato, la colpa era diventata della regione. Poi è cambiata la guida della regione, la colpa era del governo. Adesso è cambiato il governo, la colpa è diventata dell'Europa, del mondo e così via dicendo. La verità è che questi flussi non si fermano e conseguentemente bisogna organizzarsi per gestirli, richiedendo necessariamente la collaborazione degli altri partner, degli altri paesi e così via dicendo, ma non illudendoci che misure tampone li fermeranno. E allora, se vogliamo che Piazza Libertà sia più decorosa, bisogna attrezzarsi per soluzioni che consentano a queste persone di sostare il tempo necessario che sostano a Trieste. Ricordo che la gran parte sono destinati e intenzionati ad andare da altre parti, in condizioni più decorose per loro e più decorose per la città. Altrimenti, come abbiamo visto, ci sono slogan, ci sono minacce, il sindaco adesso dice metterò lì una pattuglia fissa, metterà una pattuglia fissa, la pattuglia fissa starà 3 giorni, starà 4 giorni, non potrà stare eternamente. Cioè, la verità è che questo problema va gestito, non dobbiamo e non possiamo gestirlo da soli, e qui ben venga se migliorano le intese a livello internazionale, a livello
livello europeo. Dobbiamo lavorare perché migliorino, però non semplicemente gridare al lupo, al lupo, al lupo. E questo è assicurare condizioni dignitose e decorose alle persone, perché questo contribuisce anche al decoro della città. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, ancora in compagnia del consigliere regionale Roberto Cosolini del Partito Democratico. Siamo sempre in collegamento con il nostro Gianluca Paladin e con Enzo Iannaccone da Piazza della Libertà. Fra poco incontreremo anche Gianfranco Schiavone, presidente dell'ICS. Abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, Andrea Saloni di Trieste. Andrea? Sì, buongiorno, Buongiorno. Ci conosciamo, io sono stato suo ospite, lei mi conosce, ero candidato per la lista del Circolo Miani. Del Circolo Miani, certo, sì. Prego. Sì, non parlo a nome del Circolo, parlo a nome del privato cittadino, anche se alcune cose che ho rilevato io, poi con Maurizio abbiamo fatto alcune iniziative volte al miglioramento, alla riqualificazione del giardino pubblico di Pendice allo Scoglietto, così come abbiamo già sollevato 2 anni fa ormai il tema del bagno pubblico a Barcola, un bagno vergognoso. Chiamo fondamentalmente per questo, non sapevo che c'era Cosolini. Buongiorno. Buongiorno signor Cosolini. L'ho ascoltata attentamente, l'ho ascoltata nel tema della sanità. Avrei 1000 temi da sollevare, purtroppo non sono invitato in trasmissione, non posso interloquire con lei, anche perché probabilmente lei ha più argomenti di me. Ma le volevo far rilevare 2 cose. Lei parla di ascoltare i dipendenti, no, nella sanità, e questa migrazione verso il pubblico che ormai è nata una trentina d'anni fa in Italia, tanto che poi l'unità locale sociosanitaria è diventata azienda, avete fatto diventare un'azienda la sanità, quindi non c'è nessuna meraviglia. Lei come gli altri ha contribuito a questa modifica, avete fatto diventare la sanità beneficio per pochi. Io sono anni che non ho le possibilità di curare i denti, che non ho le possibilità di curare, diciamo che non è che non ho le possibilità, non ho più voglia di inseguire le strutture pubbliche per avere appuntamenti a 6-8 mesi e non so ancora con che faccia tosta i politici si presentino a convegni. E da cui tra l'altro all'Enea Hotel è stato fatto un convegno con i 3 candidati regionali, non è stata invitata l'avvocato Tripoli ad esempio, che abbiamo fatto una contestazione io e Marco Bertani del Movimento 3V, perché ormai il tema vergognoso della discussione si è abbassato al punto che delle associazioni di categoria, 3 ordini dei medici, non mi ricordo uno della fisioterapia, non mi ricordo, hanno organizzato un dibattito all'NH Hotel quest'estate, questa primavera, prima delle elezioni, invitando i candidati sindaci, evitando di invitare la Tripoli per alcune sue posizioni, che voi vi tenete lecitamente le vostre convinzioni, pur se non suffragate dalla scienza, perché voi vi basate sulla scienza dei burioni. Ho capito. Mi scusi, arrivo al dunque. Sì, arrivi al dunque perché abbiamo il collegamento che incombe. Dobbiamo darle... Gli stipendi sono da fame. Ecco, nella sanità pubblica intendo. L'ha detto lei, signor Cosolini, che è tutto esternalizzato, compresi alcuni servizi. E questo è il male, insomma, l'esternalizzazione. Non è il male. Io dico che se si svuota la sanità pubblica di contenuti, di professionalità e di stipendi e di un carico di lavoro, io ho lavorato come operatore sociosanitario, compresa la Mademan 2 anni
con turni in cui un operatore sociosanitario può assistere fino a un massimo di 24 persone parzialmente autosufficienti. Allora, mi dispiace, la devo interrompere perché non sta arrivando al punto e abbiamo il collegamento con il nostro Gianluca Paladin che è già l'ospite. Credo di aver capito insomma il rilievo. Sì, dopo risponderò, ma sentiamo prima. Risponderò, ma sentiamo appunto Gianluca Paladin che è con il presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Sì, grazie Laura della linea, buongiorno di nuovo a te e al tuo ospite, il consigliere Roberto Cosolini che ci sta guardando. Siamo in compagnia di Gianfranco Schiavone, presidente di ICS che ci ha raggiunto in Piazza della Libertà. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io le farei subito rispondere a quello che ha detto il sindaco ieri. Il presidio fisso di polizia, oggi abbiamo visto la locale per esempio questa mattina, per evitare certi fenomeni, per esempio che i migranti orinino pubblicamente o lasciano sporcizia. Era molto arrabbiato ieri il sindaco quando parlava di questa cosa, però lei prima diceva c'è anche la necessità di mettere dei bagni pubblici innanzitutto. Siamo alle solite sceneggiate ridicole e stupide. Abbiamo pubblicato un rapporto proprio pochi giorni fa, Vite abbandonate, in cui abbiamo fatto vedere come centinaia di persone a Trieste vengono abbandonate sulla strada, centinaia di persone che hanno diritto all'accoglienza e che aspettano settimane prima di entrare. Un amministratore pubblico ci deve occupare di questo, cioè di come accelerare questo processo, non di mandare la polizia. La polizia dà forse posti di accoglienza alle persone? A cosa serve tutto questo? Se non a far vedere che ci si occupa di qualcosa di cui non ci si occupa. C'è sporcizia sulla piazza, benissimo, dove sono i bagni? Dove possono andare queste persone? Oltre che venire al 101 di Via Udine, gestito dalle associazioni, non dall'amministrazione comunale. No? È un misto di arroganza, violenza, inconsistenza, incapacità, che farebbe ridere se non fosse che non c'è niente da ridere. Ecco Schiavone, praticamente, teoricamente dovrebbe funzionare così, polizia o carabinieri o polizia locale ogni giorno, ci hanno spiegato, svegliamo le persone che dormono in piazza, le invitiamo a pulire, noi stessi puliamo e poi adesso per esempio la polizia per esempio ora non c'è, quindi bisogna anche capire con che cadenza e quante volte al giorno passeranno. Ma non è il compito della polizia, è il compito di un comune che deve organizzare dei servizi di accoglienza e che non lo organizza, ce lo vogliamo mettere in testa, questa è la questione. Il comune non ha, abbiamo chiesto infinite volte di aumentare i servizi di bassa soglia per la città di Trieste, perché c'è bisogno di un servizio di bassa soglia, la maggior parte delle persone è in transito, non si ferma a Trieste, il 70% emerge dal rapporto è in transito, il 30% invece aspetta, ripeto, settimane prima di entrare nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che è intasato non perché il numero dei posti è basso, e neanche perché il numero delle domande è particolarmente alto. Il numero delle domande di accoglienza nel 2022 è stato uguale a quello del 2021, questo emerge dai dati. Il problema sono i mancati trasferimenti verso le altre città italiane, quindi questi sono i problemi veri che un amministratore deve cercare di affrontare, non fare le sceneggiate. Cioè è lì che il sistema si è, mi perdoni il termine, ingolfato con la mancanza delle partenze? Sì, abbiamo avuto circa 5.100 richieste di accoglienza, cioè ingressi in accoglienza nel 2022, più o meno lo stesso numero del 2021, ma nel 2021 il problema della piazza non c'era, le persone anche in piena estate poteva succedere che aspettano un giorno, 2 giorni, non settimane, quindi il meccanismo è un meccanismo che si è inceppato a livello locale e nazionale fra la prefettura e il Ministero dell'Interno. E come ho fatto osservare l'altro giorno, a ben guardare, poi i richiedenti asilo, cioè coloro che fanno la domanda di asilo a Trieste, sono una media di 12 persone al giorno, all'anno. Allora, lo Stato italiano vuole sostenere che non riesce a sistemare 12 persone al giorno? C'è qualcosa di anche qua di ridicolo, anzi probabilmente qua c'è qualcosa di colpevole, e cioè questa si vuole far vedere un'emergenza che in realtà non c'è, per questo l'ho definita emergenza artificiale, cioè far percepire alla popolazione il fatto che non si riesce a gestire questa situazione perché sono troppi, che è questa la retorica del momento, ma non sono troppi, diventano troppi se non si fa nulla, qualsiasi categoria sociale diventa troppo se non si fa nulla. Salve, buongiorno. Desidera?
Siamo in diretta. Io sono straniero. Si vede. Da dove viene lei? Bulgaria. Da Bulgaria. Quando è che è partito? 3 mesi, questo è rotto. Mi dispiace, ma dalla rotta balcanica? No, percorso? Sì, io sono arrivato qua, devo lavorare con muratore, con asfalto, con tutto. Ho capito. Le auguro buona fortuna per tutto. Grazie. Bello? Grazie, arrivederci. Vecchio, prendi pensia? No. Siamo in trasmissione, grazie. Così Laura, questi episodi estemporanei, il bello della diretta. È la realtà della vita più che altro, della persona che anche di chi è in difficoltà. Chi è in difficoltà, come questo signore bulgaro che ovviamente non c'entra nulla, no, con i rifugiati, ma i suoi... Io gliel'ho chiesto lo stesso. No, però per dire anche questo, cioè sono persone di cui ci si potrebbe occupare, no, con un minimo di servizi sociali organizzati, no, in una città che non è più attenta alle persone, non è più attenta agli stranieri, ma non è più attenta neanche ai residenti, perché questa logica del stranieri contro residenti in realtà è un'altra delle grandi demagogie del momento. In realtà la questione è poveri contro ricchi. Quindi lei dice è un problema culturale? È un problema culturale, certo. Questa città sta diventando una città violenta, una città intollerante verso coloro che non hanno mezzi, che siano italiani o stranieri non ha importanza. Io mi rivolgo soprattutto ai triestini, ai tanti triestini che non hanno mezzi, che sono sempre più poveri e che quando vengono al centro vedono queste vetrine scintillanti, no? questa città stucchevole, no? E poi però rientrano nel nulla in cui vengono lasciati. Ripeto, questo è il grande problema di Trieste oggi. Eppure c'è chi però si sta lamentando anche di Piazza della Libertà, no? Che si lamenti però chieda che si faccia qualcosa, per l'appunto, perché qualcosa si può fare, nessuno vuole che le persone restino qui, noi per primi, noi siamo qua tutti i giorni. Sia la mattina che il pomeriggio, con gli aiuti alle persone, il centro diurno di Via Udine è aperto tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica. Se non fosse così qua sarebbero centinaia di persone, ma in realtà la maggior parte sta comunque appunto in Via Udine, ma siamo noi che dobbiamo fare tutto. Le istituzioni non fanno assolutamente nulla. Questo è il problema politico di questa città. La città si deve svegliare e chiedere alle amministrazioni di fare qualcosa che non siano appunto ridicole sceneggiate. Allora, se Gianfranco Schiavone ha tempo di stare con noi altri 5 minuti dopo la pubblicità, dottor Schiavone, noi Laura ti restituiamo la linea e magari facciamo un ultimo collegamento subito dopo la pubblicità. A te. D'accordo, grazie. Allora noi dobbiamo andare in pubblicità, fra poco commenteremo anche tutto quello che abbiamo sentito, ma anche risponderemo poi al telespettatore che aveva chiamato prima sul tema della sanità. Fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia di Roberto Cosolini, fra poco torneremo a collegarci anche con Piazza della Libertà, insomma voleva fare un commento su quello che abbiamo sentito anche dalle parole di Gianfranco Schiavone. Guardi, innanzitutto sottolineerei un aspetto citato da Gianfranco Schiavone, il sistema si intasa perché non vengono organizzati i trasferimenti e quindi questa emergenza, tra virgolette, ha delle responsabilità ben precise e chi è responsabile si deve far carico di snellire le procedure di trasferimento, di dare maggiore fluidità, perché altrimenti l'emergenza diventa un'emergenza non sostenibile ma è creata artificialmente. In secondo luogo non costa nulla, l'ho detto prima, non costa nulla creare alcuni servizi che diano dignità all'accoglienza. Se invece si preferisce, diciamo così, o per incuria o per scelta deliberata, non organizzare i servizi in modo che la situazione appaia sempre più drammatica e insostenibile, perché questo diventa un messaggio negativo da cavalcare poi all'opinione pubblica, i risultati sono quelli cui assistiamo. Ma se le persone hanno un posto dove andarsi a lavare, se le persone hanno un posto dove poter dormire in condizioni dignitose, no, ecco che sicuramente la condizione attuale, che non è una scelta, diventa facilmente superabile. Quindi ripeto quello che ho detto prima, è inutile fare il passaggio, scusate, a beneficio dei media
televisivi o giornalistici e dire metterò le pattuglie qua non può andare avanti così. Bisogna affrontare il problema ogni giorno e affrontare il problema con tanti strumenti che sono disponibili e che invece si continuano ad ignorare. Allora, torniamo subito da Gianluca Paladin che dovrà fra poco magari lasciare anche andare il suo ospite. Allora Gianluca, a te la linea nuovamente. Sì, Laura, un ultimo commento con il presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Oggi è la giornata internazionale del rifugiato, ci sarà la manifestazione, giornata mondiale, no? Ci sarà la manifestazione in Piazza della Borsa. Sì, un piccolo presidio in Piazza della Borsa per ricordare che il 20 giugno appunto è la giornata che le Nazioni Unite hanno istituito per ricordare il diritto d'asilo, per l'appunto un diritto umano fondamentale che in questa Europa viene purtroppo un po' disprezzato, cancellato, invece è uno dei diritti appunto fondamentali sanciti anche dalla nostra Costituzione. È importante ricordarlo soprattutto in una città come Trieste, che è così contraddittoria, appunto come abbiamo visto, una città che non riesce a dare risposte, ma che dall'altra parte però ha organizzato anche un eccellente sistema di accoglienza diffusa, nonostante molti appunto siano contrari, gli stessi che ovviamente vogliono un po' la logica dello sfascio. E quindi sì, per Trieste questa è una data molto significativa. Allora, dottor Schiavone, grazie per averci raggiunto e aver dialogato con noi, buon lavoro e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a te Laura della linea, noi ci spostiamo al volo, te la ricedo, ci rivediamo fra pochi minuti. Fra pochissimo, allora grazie. Allora anche insomma questa giornata del rifugiato, giornata in cui si ricorda il diritto d'asilo sancito giustamente, come diceva Schiavone, dalla nostra Costituzione. Roberto Cosolini voleva replicare, anche rispondere a quello che diceva prima. Sì, devo dire francamente qualcosa non ho capito, pazienza, ma ho sentito che qualcuno ha organizzato un dibattito con 3 candidati, non con 4, e un appunto da rivolgere semmai agli organizzatori. Evidentemente noi possiamo, io personalmente non posso che dire che sono perché tutti in presenza di competizioni elettorali abbiano il diritto a poter rappresentare le proprie idee, le proprie proposte, ma è un appunto da rivolgere agli organizzatori. Allora, sulla sanità pubblica che non esisterebbe più, non è vero. La sanità pubblica assiste quotidianamente in questo momento, mentre noi stiamo parlando, decine di migliaia di persone in regione. È vero. Okay? E quindi esiste, la percentuale crescente ma di servizi affidati al privato convenzionato è ancora una percentuale modesta. E quindi dire che non esiste più la sanità pubblica è, direi, una cosa che non è assolutamente né vera né accettabile. Vero che ci sono le criticità crescenti che rischiano di farla peggiorare e di farla implodere ad un certo punto, e per questo mi sono permesso di sottolineare alcuni aspetti, fra i quali c'è sicuramente anche il tema delle condizioni di lavoro, del trattamento del personale, che è l'unica cosa che ho tra quelle che ho sentito, che ho condiviso. Riguardo al fatto che la trasformazione delle USL in aziende cosiddette abbia determinato così il fenomeno della privatizzazione, ci andrei un pochino cauto. Queste sono aziende che ricevono le loro entrate esclusivamente, direi in maniera quasi esclusiva, dall'amministrazione regionale, quindi sono finanziate con soldi pubblici, erogano servizi pubblici, non distribuiscono un dividendo, sono semplicemente una modalità organizzativa. La più felice, o ce ne possono essere di più felici, voglio dire, la discussione è aperta e sono legittime tutte le opinioni. Certo non possiamo dire che sia quello il problema. Ripeto, la preoccupazione è che quello che è successo in questi anni e che con crescenti difficoltà succede anche oggi, ovvero che tante persone quotidianamente ricevono questi servizi, è una preoccupazione la preoccupazione è che così possa non essere in futuro, e per questo noi richiediamo una energica azione a difesa della sanità pubblica. Fare il solito discorso tutta un'erba un fascio, sono tutti uguali, alla fine molto spesso quando si dice che sono tutti responsabili si finisce col dire che nessuno è responsabile
responsabile e lasciare che le cose vadano avanti come vanno, non è quello che vogliamo. E questo è il problema a volte. Allora c'è anche un altro nostro telespettatore che interviene sulla sanità, dice: sto ascoltando Cosolini riguardo la sanità triestina, sono diabetico, ogni tanto devo fare la visita oculistica per il fondo oculare, vado in farmacia per prendere la visita, niente, siamo a numero chiuso, che è successo anche nel 2022, questa sarebbe la sanità, mi tocca andare in privato, insomma questa questa è una delle questioni, cioè la difficoltà crescente a erogare le prestazioni specialistiche. Ripeto, l'ho detto prima e lo ribadisco, la nostra regione purtroppo da questo punto di vista sta andando peggio anno dopo anno e questa tendenza va assolutamente fermata e va assolutamente invertita. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Un caro saluto alla conduttrice e un caro saluto anche al past sindaco di cui ammiro sia la lucidità politica e sia Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo parlare di un problema serio, quello della sanità, ma non come è stato finora affrontato, bensì il vero problema, quello dei costi. Noi sappiamo perfettamente che i costi sono enormi, non vengono neppure detti alla popolazione perché sono grandiosi, però ci sono dei sistemi anche anomali per la gestione generale di questi costi. Esiste un'esenzione sotto un certo reddito e sopra quel reddito, che mi sembra siamo sui 36-38 mila euro lordi, esiste il pagamento del ticket dell'ordine di 37 euro. Poi per prestazioni maggiori si possono arrivare a 70-90 euro, comunque sempre cifre abbordabili. Però queste prestazioni a pagamento riguardano tutti, cioè riguardano sia quelli che hanno un reddito di 50.000 euro, sia quelli che hanno redditi enormi. In Italia 500.000 di persone guadagna più di 100.000 euro all'anno. Di questi 40.000 persone superano i 200.000 euro e 20.000 persone superano i 300.000 euro. Questi sono dati in difetto, ufficiali e sicuramente in difetto. Quindi questo significa che la persona che ha un reddito superiore ai 300.000 euro paga come me che ha un reddito una decina di volte inferiore. Quindi paga un ticket di 37 euro pur avendo 300.000 euro. Allora io dico, per redditi enormi, dove ci sono persone che non sanno neppure dove mettere i soldi, il ticket non dovrebbe essere di 37 euro, ma dovrebbe essere decuplicato. Le prestazioni operatorie dovrebbero essere a pagamento e i ricoveri ospedalieri dovrebbero essere a pagamento. In poche parole sarebbe necessario un riequilibrio sociale della sanità. Volevo sentire il pensiero di Cosolini, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata, grazie. Allora, la questione ticket, costi della sanità. Allora, va detto in premessa che la sanità è finanziata, ad esempio nella nostra regione, ma non solo nella nostra regione, con il risultato del gettito fiscale. Certo. E quindi è vero anche in premessa che chi ha più reddito, se il reddito è dichiarato ovviamente, contribuisce già con il proprio gettito fiscale al finanziamento dei servizi e tra questi la sanità in proporzione al proprio reddito. Se pago 10.000 euro di tasse all'anno ho dato un contributo al sistema di 10.000, se pago 200.000 euro di tasse all'anno ho dato un contributo di 200.000, quindi questo in premessa va considerato. Questo vuol dire innanzitutto un'altra cosa, che dietro il fenomeno dell'evasione fiscale, che è un fenomeno ancora presente nel nostro Paese, si nasconde un danno doppio. Cioè chi non partecipa al gettito fiscale non contribuisce al bilancio dello Stato e poi magari ne utilizza ugualmente in maniera indifferenziata e totale le prestazioni nei diversi campi e tra questo è la sanità.
Allora, sui redditi alti evidentemente un ragionamento sulla diversificazione dei ticket secondo me si potrebbe anche fare. Suggerirei, come dire, una grande attenzione, una grande cautela, da un lato perché si intraprende una strada e dopo questa strada può avere, diciamo così, sviluppi anche non previsti e non voluti, per cui questo vada a diffondere in maniera poi crescente e magari non sempre mirata il costo della sanità per i cittadini. Quindi io affronterei il problema, voglio dire, innanzitutto aggredendo con più forza l'evasione fiscale, perché questo vuol dire avere più gettito e vuol dire avere più risorse per la sanità. Poi riconosco che 37 euro per una persona che appunto stia appena sopra la soglia di esenzione, infatti, o 37 euro per una persona che abbia un reddito di centinaia di migliaia di euro all'anno non sono la stessa identica cosa. Andrebbe anche misurato però quale sarebbe l'impatto vero sul bilancio della sanità di una misura di questo tipo, e spiego perché. Chi ha redditi molto elevati ricorre anche molto alla sanità privata perché si dota magari delle assicurazioni che gli garantiscono le prestazioni della sanità privata, quindi la misura, al di là di una comprensibile e condivisibile volontà di equità, potrebbe poi in qualche modo riservare la sorpresa di determinare un gettito in termini di contributo alla nostra sanità molto, molto inferiore a quello che vorremmo attenderci da una misura di questo tipo. Ecco, però capisco bene il ragionamento. Chiarissimo. Allora, un'altra telefonata subito. Certo è meglio far pagare qualcosa di più a chi li ha piuttosto che far pagare a chi non li ha. Ecco. A chi non li ha di più per far quadrare i conti, sì. No? Poi alla fine era un po' questo anche il discorso. Allora, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Franco, buongiorno. Buongiorno. Triestini e anche i friulani. Buongiorno. Ho sentito alle 3 di notte che un signore con la replica Gullotta e la pace che diceva peste e corna su questi qui che arrivano e che fanno la pipì, come diceva anche il sindaco di piazza, fanno la pipì dietro al monumento della come si chiama? Della Sissi, ecco. E già il sindaco era arrabbiato e quindi farà qualcosa perché non succeda più. Ma voi sindaci o vice sindaci che siete a contatto con queste persone, perché non vi riunite e andate a manifestare giù a Roma? Noi vi paghiamo per questo, per tutelarci i nostri interessi. Se non li tutelate, ma andate a casa, mettiamo un contadino qualsiasi rispetto ai contadini, dico contadini così, perché quello sa che se gli muore una mucca fa subito il coso di mettere vabbè, quindi dice sindaci vadano a protestare a Roma per sbloccare la situazione, insomma, proponendo soluzioni così non abbiamo ben capito. Allora però c'è anche il collegamento, ieri abbiamo inaugurato il caffè con il sindaco, no? Alla mattina, anche oggi il sindaco è tornato a trovarci, vi trovate Gianluca in un bar del centro nei pressi di Piazza Unità, allora a te la linea e saluta anche il sindaco. Sindaco di Piazza, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Ciao Laura. Le notizie della giornata col sindaco di Piazza, il sindaco innanzitutto la piscina acquamarina è sul giornale, giustamente, si va verso l'abbattimento per poi fare quella nuova. Allora, ci tenevo a dirti innanzitutto facciamo un servizio uno di questi giorni all'interno, così spieghiamo a quella gente che dice che non era necessario abbatterla, così ti faccio vedere in che condizioni
cioè come si è tutta mossa all'interno che era impossibile salvarla, ma ho letto che qualche ingegnere ha detto si poteva salvare. Non è vero, perché nessuno degli ingegneri che ho portato ha detto si può salvarla. Uno. Secondo, perché 1 anno e mezzo in Italia per abbattere una piscina? Dunque, c'era un contratto fatto ancora da Illy di 30 anni con l'ufficio del demanio, con l'autorità portuale, per cui che scade nel 29, era il 99, e ho dovuto fare la fideiussione col demanio che gli rifarò la piscina. Insomma, è un'Italia sotto certi punti di vista con le regole ridicole addirittura. 1 anno e mezzo per abbattere un manufatto, sembra incredibile, ma è così. L'iter, pensate voi, abbiamo 100 miliardi di opere ferme in Italia e ti credo, con questi iter per cambiare 2 alberi ci abbiamo messo 2 mesi. Quanto la burocrazia l'ha messo i bastoni fra le ruote in questi anni, Sindaco? Ma devo andare a prendere un piccolo piccone, che devo spaccare qualche scrivania una di queste settimane, perché non ne posso più veramente. No, sai, quello del Porto Vecchio, il Porto Vivo è qualcosa di straordinario per la città e dobbiamo correre. Quella della piscina invece è un'esigenza dei cittadini, perché sai che abbiamo tanti cittadini, per cui adesso per fortuna ha vinto la ditta che ha battuto la vecchia Tripovis, per cui gente seria, questo Ghiaia di Pordenone, gente seria, vedrà che in un paio di settimane ne vedremo delle belle. La signora che abbiamo incontrato fuori dalla piscina stamattina, che stava andando al Pedocin, ci ha detto: ma ci toglieranno i parcheggi lì davanti per l'abbattimento? Ma no, ma dire alla signora che non deve sempre vedere in negativo, guardiamo in positivo invece, no? Buttiamo giù una cosa che serve per i cittadini, specialmente per cittadini che hanno dei problemi fisici, per cui buttiamo giù velocemente, ricostruiamo la nuova piscina terapeutica, che è una cosa indispensabile per la nostra città. Ho anche contatti con Massimo Paniccia, per cui la fondazione sembra che sia anche disponibile, per cui sono molto soddisfatto. Eravamo in Piazza Libertà stamattina, abbiamo visto il presidio della polizia locale, hanno ripulito la piazza, ma in realtà è quello che viene fatto ogni mattina. Ma guarda, quando sono arrivato giù adesso c'era uno che faceva la pipì dietro, in questo momento che sono arrivato dal Porto Vecchio c'era uno, non ne posso più, adesso chiamo il prefetto, voglio un presidio fisso tutto il giorno di polizia, carabinieri, dei miei vigili urbani e guardia di finanza. Prima abbiamo intervistato anche Gianfranco Schiavone, che si è molto scocciato con lei per questo presidio, perché dice: ma bisogna mettere i bagni allora. Che vada a pulire, Schiavone, digli che vada a pulire dietro il monumento dell'Assisi che è pieno di feci e pieno di pipì, digli che vada a pulire lui. Altre notizie della giornata, Sindaco, cos'è che l'ha colpita particolarmente? Oppure riformulo la domanda, cos'è che adesso Trieste si deve aspettare per l'imminente futuro? Sai, ciao ragazzi, ciao! Quando arrivo qua, che vedo tutte queste navi, che vedo tutta questa gente, 40% di incremento per quanto riguarda il turismo, siamo primi in Italia, mentre tutti gli altri hanno calato i risparmi nelle banche, noi siamo cresciuti, siamo primi in Italia, per cui queste sono le soddisfazioni di un sindaco. Dobbiamo continuare a lavorare e dopo naturalmente abbiamo i sinistri che fanno solo polemiche. Ieri in Consiglio Comunale c'era tutta una polemica sulla fiera, insomma cerchiamo di lavorare insieme per le cose, invece che questi chiedono consigli comunali solo per fare polemiche e avere due righe sul giornale. Una addirittura, la Richetti è uscita dall'aula quando ho commemorato Berlusconi, ma mi faccia un piacere, davanti alla morte ci si mette sulle attenti. Io ho fatto la Camera Ardente per Cuffaro e non dirmi che Cuffaro era uno dei più noti esponenti di Rifondazione Comunista. E allora davanti alla morte non sei rosso, verde, giallo, sei una persona e tu ti devi mettere sulle attenti e onorare la salma, giusto? C'è Roberto Cosolini che ci sta guardando, è ospite di Laura Bucarella, vuole salutarlo, vuole dirgli qualcosa? No, non lo saluto perché ha scritto un post che effettivamente è andato un po' oltre di quello che si chiama educazione. Adesso magari Laura avremo occasione di chiedere a Cosolini un po' su Costoris, mi sembra, non l'ho neanche letto, mi hanno detto solo che Cosolini ha detto una cosa, allora non servono queste cose. Perché ripeto, l'educazione è una cosa che dopo ognuno ha il suo carattere, le sue cose, i suoi errori e le sue cose fatte bene.
però ripeto, non dire stupidaggini, perché se sei offensivo allora non ti saluto. Allora Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, grazie. L'appuntamento, diciamo che possiamo considerarlo un quasi appuntamento fisso questo? Così beviamo il caffè la mattina, no? Assolutamente, va sempre bene un caffè all'italiana, fa sempre bene. Grazie al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Grazie a voi. Grazie a te Laura, un saluto sia a te che al tuo ospite, ti restituisco la linea. Grazie a entrambi. Allora, adesso non lo so che cosa è successo a quel post, se faceva riferimento il sindaco, spero che ma guardi, era una battuta rispetto alle uscite sulla Sacher, poi seguita quella su Boccaccio, eccetera. Mi dispiace se il sindaco si è offeso, vorrei fargli leggere cose che negli anni ha scritto su di me, ma lasciamo stare, non ha molta importanza. Il sindaco è il sindaco, io gli do atto delle cose che fa, quando le fa. Ero andato, credo, in settembre su suo invito a visitare l'acquario comunale mentre erano in corso i lavori, e avevo pubblicamente poi, con un post su Facebook, espresso l'apprezzamento per quei lavori. Adesso devo constatare peraltro che a distanza di 10 mesi l'acquario è chiuso. Poi saranno tutte polemiche, ma tra la galleria di Piazza Foraggi, il tram di Opicina, la fiera, l'acquario, bene, oltre che compiacersi perché la città è piena di turisti e siamo contenti tutti che sia piena di turisti, e prendersela sempre con la burocrazia e con le normative, io credo che il sindaco qualche riflessione in più, oltre alle battute, avrebbe il dovere di farla. La convocazione del Consiglio Comunale è stata chiesta dalle opposizioni perché la questione della fiera è una questione ormai che si trascina da molti anni, e giustificare il tutto col fatto che l'imprenditore ha fatto un altro investimento nel frattempo in Friuli, cito le parole del sindaco di ieri, sì. mi sembra decisamente insufficiente come spiegazione, tanto più da parte di un'amministrazione che dopo aver venduto l'area con una gara pubblica che aveva come riferimento una destinazione urbanistica che ne ha determinato il valore, lo ha ricordato il consigliere Kevin Nicolini, su richiesta di chi ha partecipato a quella gara pagando il prezzo determinato da quella destinazione urbanistica, l'ha modificata in senso favorevole. No, conseguentemente almeno pretendere, dopo questa, diciamo così, corsia che si è aperta, pretendere che il progetto proseguisse in tempi accettabili, credo sarebbe il minimo. Però ripeto, l'altro giorno ho visto un altro video, può anche essere simpatico secondo i punti di vista, no? In cui, citando i famosi quadri, e le chiamiamoli della galleria, poi il sindaco conclude: andremo in galleria a mangiarci una fetta di Sacher. Va bene così, continui così. Lei, tra l'altro, citando anche quello che diceva prima il sindaco sulla piscina terapeutica, era tra le persone che sostenevano che forse qualcosa si poteva salvare o Guardi, io non so se si poteva salvare o non si poteva salvare, prendo atto del parere dei tecnici, ce ne sono sentite diverse di opinioni da parte dei tecnici, non ho ragione di dubitare di quanto dice il sindaco, se è suffragato da pareri tecnici. Certo che di tempo ne è passato tanto, e dar sempre la colpa e al demanio e alla fideiussione e a questo e a quest'altro, a fronte del fatto che un servizio per la salute dei cittadini è fermo da troppi anni, anche qua mi sembra una cosa insufficiente. Diciamo pure che è bravo nel rivendicare i meriti delle cose che vanno avanti, anche se magari sono cose che dipendono da altri, ma in quei casi è sempre molto capace di dire io ho fatto, io faccio, io questo, e nell'attribuire sempre ad altri, no, la responsabilità di quando le cose si inceppano. Peccato che gli inceppamenti sono sempre più numerosi. Allora, grazie a Roberto Cosolini per essere stato con noi oggi. Abbiamo parlato poco in realtà dei lavori del Consiglio regionale, lo faremo magari in una prossima volta, quando vuole, sicuramente. Così, anche perché insomma abbiamo
abbiamo visto una fase un po' di stallo, adesso riprende domani proprio. Domani e dopodomani abbiamo consiglio, ecco, sì. Quindi riprenderete, magari torneremo ad invitare il consigliere per parlare proprio dei temi riguardanti la Regione. Grazie per essere stato con noi e grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata a tutti quanti.